Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Prima edizione densa di fatti di cronaca, perché dobbiamo registrare l'ennesimo femminicidio. Si è verificato questa mattina a Vicenza. Una donna di 42 anni di origini serbe è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno. L'omicidio è avvenuto in strada. A quanto pare la signora aveva appena accompagnato i due figli a scuola. Siamo nel quartiere Gogna, un'area alla periferia di Vicenza ai piedi dei Colli. La donna appunto pare avesse appena accompagnato i due figli a scuola, aveva ripreso l'auto per dirigersi in via Vigolo. L'omicidio quindi è avvenuto in mezzo alla strada. A quanto pare forse aveva un appuntamento con l'ex compagno, il quale ha iniziato a sparare quando la donna era ancora in macchina, era ancora dentro la vettura. Tra poco dovremo riuscire a collegarci anche con i colleghi della nostra redazione di Vicenza, che appunto sul posto stanno seguendo questa tragedia che si è verificata appunto stamane, ripetiamo, a Vicenza nel quartiere Gogna. Ma ci sono anche tante altre notizie di cronaca. Un altro dramma è quello che si è consumato nel Bellunese, perché è stato ritrovato privo di vita questa mattina il corpo di Renzo Costantin, l'83enne di Val di Zoldo, per il cui mancato rientro domenica sera erano partite le ricerche nella zona centrale di San Giovanni, punto di partenza di numerosi itinerari, zona nella quale era stata anche rinvenuta la sua auto. Determinante ieri il ritrovamento della lapide dello zio, scomparso il 6 giugno del 1920 nella parte alta della Val di Doa, luogo che poteva essere la destinazione della sua meta, della meta di questa passeggiata, dalla quale purtroppo non ha fatto ritorno. Il fatto poi che la lapide fosse stata anche ripulita di recente ha fatto concentrare le ricerche nella zona. Questa mattina era prevista un'ulteriore battuta a tappeto di tutta la vasta area sotto appunto la lapide, quando uno dei cani ETA in dotazione all'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo ha rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. Dalla prima ricostruzione sembra che l'anziano abbia attraversato un tratto impervio del bosco per raggiungere il sentiero e sia ad un certo punto scivolato ruzzolando nel bosco. La salma è stata trasportata a valle, a Forno di Zoldo, per essere poi appunto affidata al carro funebre. Sul posto sono intervenuti una cinquantina di operatori del soccorso alpino della Val di Zoldo, di Livina Longo, Adgordo, Belluno, Feltre e Longarone. Era intervenuta anche la Guardia di Finanza di Auronzo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali. Purtroppo ricerche che si sono concluse con questo drammatico epilogo. Ma in questa giornata davvero densa di avvenimenti di cronaca c'è un'altra notizia che ci arriva da Treviso, perché è stato identificato il responsabile della fuga di gas in via Toniolo. È stato identificato dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale, appunto, che è riuscita ad identificare, vediamo qui un frame che è stato ricavato dalle telecamere della videosorveglianza della zona, responsabile che venerdì scorso aveva con la sua scellerata azione rotto una tubatura del gas, costringendo all'evacuazione di un centinaio di persone, alla chiusura temporanea di alcune attività commerciali, oltre che la Camera di Commercio. Ebbene, è stato identificato, si tratta di un sedicenne, è un minore dunque, sedicenne di Treviso, che già lunedì mattina è stato bloccato e trasferito in comando per la sua completa identificazione, per chiarire le sue
responsabilità. Il ragazzo ha inizialmente cercato di negare ogni suo coinvolgimento, afferma il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo. In pochi minuti ha compreso la gravità della situazione e soprattutto che negare l'evidenza significava farsi carico di ulteriori responsabilità. Trattandosi di minore, i genitori sono stati subito convocati dalla polizia. È stata avvisata la procura dei minorenni di Venezia, che ha disposto la denuncia a piede libero per una serie di reati, tra cui l'interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, oggetto pericoloso di cose e reati che arrivano, pensate, fino ai 3 anni di reclusione. Gli indizi raccolti con il sistema di videosorveglianza sono stati determinati, ha detto il comandante della polizia locale. Le immagini hanno permesso appunto di stringere il cerchio intorno al responsabile in pochi giorni. Perché sia stato compiuto questo gesto? Al momento ancora non si sa, sembra che non ci sia stata alcuna ragione particolare, molto probabilmente una bravata. Ecco, ora vedo che siamo in grado di collegarci con Vicenza, vedo la collega Luisa Bertini, Vicenza, dove appunto si è verificato, dicevamo in apertura, questo terribile fatto di sangue. Una donna di 42 anni di origini serbe è stata freddata dall'ex marito. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Come anticipavi, stamattina alle 9 un fatto di sangue che ha visto appunto l'omicidio coinvolta questa donna 42enne di cui al momento non conosciamo l'identità, di origine serba, un omicidio che si è consumato in strada e a colpi di pistola. Dalle prime indiscrezioni sembra appunto che il responsabile possa essere qualcuno che aveva avuto una relazione con la donna, appunto si parla di un ex compagno. Avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco appunto aspettandola sotto casa. Siamo in via Antonio Vigolo, in zona Gogna, a sud della città, e diciamo qui nella zona limitrofa c'è Villa Aldighieri e ci sono diciamo diverse zone boschive dove adesso si stanno anche concentrando tutte le indagini, perché è scattata appunto la caccia all'uomo che dopo aver esploso i colpi è scappato. Quindi ci sono diversi posti di blocco anche in tutta la città, dove carabinieri e polizia evidentemente stanno cercando l'uomo che si è dato alla fuga. Sembra dalle prime ricostruzioni, che poi nel corso della giornata andremo ad accertare, che la donna avrebbe accompagnato i figli per poi riprendere la macchina e recarsi qui in via Antonio Vigolo, che i primi colpi forse sarebbero stati esplosi anche con la donna a bordo, che poi sarebbe caduta a terra, dove è stata trovata, pare, dai vicini di casa. Infatti qui noi abbiamo sentito alcune persone che ci hanno detto di aver avvertito proprio i colpi. Chi ha sentito un boato, chi ha sentito, ha avvertito chiaramente 6 colpi di pistola. Insomma, ovviamente tutto questo sarà ricostruito. Qui si è recata la polizia, la scientifica, che adesso ha transennato l'area e ci ha fatto spostare altrove, perché la zona dove è avvenuto l'omicidio è proprio lassù nella curva. Adesso vedete anche i mezzi, i veicoli della polizia che si stanno dirigendo per gli accertamenti, ovviamente, e la scientifica sta conducendo le indagini e i rilievi. Per il momento questo è tutto, Marta. Grazie per questo collegamento, naturalmente torneremo a collegarci nel corso del nostro telegiornale per tutti gli accertamenti su questa tragedia che si è verificata appunto questa mattina, dicevamo, a Vicenza. Grazie a Luisa, ai colleghi, a Simone Squarcino, ai colleghi della sede vicentina che stanno appunto seguendo questo fatto, perché appunto dicevamo è scattata anche la caccia all'uomo in tutta la provincia di Vicenza per cercare di riuscire a catturare quello che sembra essere insomma l'ex marito della donna che l'avrebbe freddata in auto poco dopo che appunto questa signora aveva accompagnato i figli a scuola. E ritorniamo ora a Treviso, sempre con la cronaca, perché in queste ore rimane molto forte lo sconcerto per il 23enne che è stato arrestato nell'operazione contro il fondamentalismo terrorista islamico.
medico. Il giovane è uno dei 14 appartenenti alla cellula smantellata dalla polizia in varie zone d'Italia. Massima attenzione, il commento del sindaco della città Mario Conte. L'arresto si è verificato in via Pisa, nel condominio già più volte al centro di vari episodi di cronaca, ma sentiamo. Siamo abituati a vedere queste cose sempre lontane da noi, perché anche gli episodi di cui si parla in questo caso sono successi in Francia, poi in realtà scopriamo che un componente di questa cella era residente proprio nella nostra città e quindi l'attenzione deve essere sempre massima. Per chi ha lavorato con lui fino a 2 giorni fa, per chi lo ha visto salire e scendere dall'appartamento nel grattacielo di via Pisa, sembra impensabile che quel tranquillo 23enne Nauman Ali, professione muratore, fosse affiliato alla cellula terroristica pakistana che nei suoi messaggi assicurava di poter mettere in piedi in varie zone d'Italia un gruppo capace di compiere attentati. L'inchiesta è partita dal capo della cellula, Yassen Tahir, 25enne, fermato a Reggio Emilia. Scandagliando tra i suoi contatti, gli inquirenti hanno chiuso il cerchio degli altri. I sodali condividevano la stessa ideologia, estremismo islamico e odio per l'Occidente. Fammi lavorare 2 mesi e poi troviamo una nostra tana e facciamo il gruppo Gabar qua in Italia. E ancora, tra 2 mesi comincio a comprare delle armi. Alcune delle intercettazioni che hanno consentito alla questura di Genova di smantellare la cellula di 14 persone, con la Digos di Treviso a fare irruzione in piena notte in via Pisa a prelevare Nauman Ali, come gli altri considerato contatto diretto di Hassan Zaher Mahmoud, il 27enne che nel settembre 2020 a Parigi tentò di replicare l'assalto alla redazione della rivista satirica Charlie Hebdo armato di macete. Secondo le indagini, il 23enne muratore potrebbe aver avuto un ruolo da basista. In queste ore sarà sentito dai magistrati. Fiducia totale nei confronti delle forze dell'ordine che quotidianamente dimostrano la loro efficienza, la loro professionalità e la loro sensibilità nei confronti della sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri territori. Ed abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie dopo il caso dell'altro ieri riscontrato su un giovane medico. Ce n'è un secondo caso sempre a Padova. Si tratterebbe appunto di un contatto del medico che nel frattempo sta meglio ed è stato dimesso ieri sera. Ma sentiamo. C'è un secondo caso di vaiolo delle scimmie a Padova, è un contatto stretto del giovane medico specializzando ricoverato nei giorni scorsi in azienda ospedaliera. Intanto proprio il 25enne è stato dimesso nelle scorse ore visto il miglioramento delle sue condizioni. Il medico, che era stato ricoverato per febbre e lesioni cutanee, nella tarda serata di ieri è tornato a casa e seguirà ora il recupero in ambiente domestico. Al giovane sono state illustrate le principali accortezze per evitare la diffusione della malattia. Il secondo caso registrato dal Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 al momento è seguito ambulatorialmente e non necessita di ricovero ospedaliero. Il tracciamento dei contatti stretti della 25enne è andato a ritroso di almeno 10 giorni e tutte le persone sono costantemente monitorate. Il contagio avviene fondamentalmente per contatti molto stretti, quindi sono molto più a rischio i contatti intimi per esempio, e però può anche, secondo la letteratura, può essere trasferito anche attraverso i droplet di grandi dimensioni, quindi per quei contatti attraverso la saliva oppure per ravvicinamenti molto stretti faccia a faccia, come cose che abbiamo già conosciuto nell'ambito di quello che è stata la recente pandemia. Sembra che il contagio del giovane medico padovano possa essere avvenuto dopo aver passato del tempo con una persona arrivata dalla Spagna, paese che insieme alla Gran Bretagna è tra quelli dove si registrano il maggior numero di casi di vaiolo delle scimmie. E intanto risalgono i casi di positività al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1966 nuovi contagi che portano a quasi 2 milioni di contagiati, di infezioni dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale diffuso poco fa segnala anche 4 vittime. Torna a salire anche la curva degli attuali positivi che oggi sono 26.802 più 487 rispetto a ieri, leggera diminuzione, -2 per i ricoveri in area non critica che sono complessivamente 484 e -2 anche per le terapie intensive che registrano complessivamente 24 pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto.
E continuiamo con la cronaca. Hanno avvicinato l'anziano, lo hanno raggirato e si sono fatte consegnare ben 246.000 euro, denunciate 2 donne, madre e figlia, per circonvenzione di incapace. È accaduto in provincia di Treviso. Sono stati i familiari dell'anziano a presentare una denuncia alla Guardia di Finanza. La vittima, infatti, aveva iniziato a chiedere inspiegabili somme di denaro ai parenti, nonostante potesse disporne nei propri conti correnti. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato alla luce il raggiro messo in atto da 2 donne, madre e figlia del vicentino. Avevano incontrato l'anziano, residente nella Marca, alcuni anni prima durante la vendita di mobili usati. A seguito di questo incontro, la più giovane aveva iniziato a sentire telefonicamente la vittima, instaurando con lui un legame stretto. Con la scusa di essere in difficoltà economiche aveva iniziato a farsi prestare soldi per un totale di 246.000 euro. Denaro che prometteva di restituire, trovando poi svariati motivi per chiedere invece nuove somme. I finanzieri hanno denunciato le 2 donne per reato di circonvenzione di incapace. Il giudice per le indagini preliminari, visto il pericolo che le indagate potessero disfarsi dei beni a loro intestati e non fossero più in grado di restituire alla vittima il maltolto, ha disposto il sequestro preventivo di 5 immobili. Le donne utilizzavano il denaro dell'anziano per le esigenze più svariate, compresa quella del gioco nelle sale scommesse. E c'è anche un aggiornamento arrivato proprio in questo istante relativamente al vaiolo delle scimmie, perché c'è anche un terzo caso. La notizia è stata diffusa proprio adesso dall'ULSS di Padova, quindi c'è un terzo caso sempre collegato al primo, quindi al giovane medico che era stato contagiato per primo. L'attività di contact tracing da parte dell'azienda sanitaria sta ovviamente continuando e è stato quindi scoperto anche questo terzo contagiato. Naturalmente vi forniremo ulteriori dettagli nel corso delle nostre edizioni, nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. È infatti in corso una conferenza stampa presso l'azienda ospedaliera di Padova su questo tema. Continuiamo con la cronaca, perché ci sono anche da registrare 2 incidenti lungo l'autostrada A4 a distanza di poco tempo uno dall'altro. Il primo nel tratto maledetto all'altezza di Portogruaro, ed ancora una volta sono coinvolti dei mezzi pesanti. Un altro incidente questa mattina poco dopo le 6:30 sull'autostrada A4 nel tratto maledetto tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza poco prima dell'uscita. Un tir è piombato contro una bisarca carica di auto che stava trasportando. Il camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida a causa dell'impatto violento. Sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale ausiliario di Autovie Venete. Il traffico si è bloccato in direzione Venezia. Ma questo non è stato l'unico incidente. Poco dopo, alle 7:20, sempre sullo stesso tratto, 3 tir, 2 mezzi pesanti e un'altra bisarca sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. A quel punto il traffico è stato dirottato sulla A28 per chi era diretto a Venezia. È stato ascoltato dai carabinieri al suo rientro dal Pakistan il padre di Basma Afzal, la ragazza scomparsa da Galliera Veneta lo scorso 31 maggio. L'uomo nega le nozze combinate della figlia. Non era andato in Pakistan per organizzare un matrimonio combinato, ma per questioni mediche. Il padre di Basma Afzal, la 18enne di Galliera Veneta scomparsa nel nulla da martedì 31 maggio, ha chiarito davanti ai carabinieri di Cittadella che stanno indagando le ragioni del suo viaggio in patria. Mohammad Afzal ha assicurato che non aveva in programma nozze combinate per la figlia. La pista più probabile è che la ragazza si sia allontanata volontariamente. La scuola infatti era finita da qualche giorno, ma lei continuava a svegliarsi presto ed andare a Castelfranco Veneto, dove passava sempre dal bar della stazione dei pullman. Spesso è stata vista al telefono in lunghe videochiamate. Sembra che possa aver avuto un contatto con un giovane conosciuto online. Qualcuno ipotizza che possa già essere all'estero. Nell'ultimo periodo, per comunicare, Basma utilizzava il contatto Instagram della cugina che vive in Inghilterra.
I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere della stazione del pullman di Castelfranco e sembra ci siano dei fotogrammi che riprendono la giovane in compagnia di una persona. Sembrano invece non attendibili gli avvistamenti sul Montello. E con l'avvio della stagione estiva siamo a Venezia, tornano puntuali i cosiddetti turisti caffoni, una leggerezza commessa da un gruppo di giovani è costata loro una multa salatissima. Sentiamo. Il regolamento di conti davanti al bar nei pressi della stazione ferroviaria di Villorba, avvenuto lo scorso 28 maggio, è costato a 9 minorenni, protagonisti della vicenda, tutti residenti in provincia di Treviso, il divieto di accesso ai pubblici esercizi per la durata di un anno. Sono stati identificati grazie all'attività investigativa svolta dall'Arma dei Carabinieri ed è stata applicata loro questa misura che non gli consentirà di frequentare i bar di Lancinigo. I minorenni colpiti dal Daspo Willy sono per lo più italiani di seconda generazione. Lo scorso 28 maggio si erano preventivamente accordati con il chiaro intento di scontrarsi fisicamente. Non avevano dei precedenti, supponiamo che il fatto sia stato originato da un incontro, da un appuntamento che si sono dati via social. Altri 4 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi, questa volta per la durata di 2 anni, sono stati emessi a carico di giovani tra i 18 e i 20 anni, sempre residenti in provincia di Treviso, protagonisti di una rissa ad una festa organizzata la sera del 2 giugno all'interno di un agriturismo a Castelfranco Veneto. Da inizio anno sono già 37 i DASPO emessi per episodi di violenza verificatesi all'interno di locali pubblici della provincia di Treviso, un netto aumento rispetto ai 14 dei primi 6 mesi dell'anno scorso. I luoghi di aggregazione, i momenti di aggregazione sono cresciuti, per cui le occasioni di rischio aumentano. Devo dire però rispetto al passato, quindi in epoca pre-pandemia, non riscontravamo con tanta frequenza. L'appello del questore Vito Montaruli è rivolto alle famiglie e ad una appropriata educazione scolastica. Le famiglie dovrebbero prestare molta attenzione a questi ragazzi perché evidentemente il loro comportamento è assolutamente riprovevole e mettono a rischio se stessi e la cittadinanza. Un ruolo molto importante dovrebbe avere la scuola, che deve intensificare l'educazione dei ragazzi dal punto di vista dell'utilizzo dei social, che invece sono utilizzati in modo inappropriato. Ecco, questo naturalmente era il servizio relativo ai nuovi provvedimenti di DASPO che sono stati emessi dal questore di Treviso. Vedremo dopo il servizio relativo a questa maxi multa che è stata appioppata dalla polizia locale ai cosiddetti turisti caffoni a Venezia. Ne parleremo dopo perché ora apriamo una pagina dedicata alla scuola, perché oggi è l'ultimo giorno di scuola, il giorno nel quale appunto si conclude in tutte le scuole del Veneto l'anno scolastico 2021-2022. Ci sono stati dei festeggiamenti, insomma, da parte dei ragazzi dopo 2 anni nei quali la situazione era ovviamente molto diversa a causa della pandemia. Dovremmo avere in collegamento l'assessore Donazzan, però vedo che è caduto appunto il collegamento, ma intanto allora andiamo a Treviso con la collega Sharon De Carlo e che con Nicoletta Rizzetto ci fanno vedere insomma che cosa è successo questa mattina. A te Sharon. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui davanti al liceo Canova perché, come ricordato, oggi l'ultimo giorno di scuola è suonata l'ultima campanella di questo anno scolastico. I ragazzi e gli studenti questa mattina hanno festeggiato all'interno degli istituti, tanta musica, hanno ballato, hanno cantato, ma ce lo facciamo raccontare direttamente da loro. Andiamo da Giulia e Alessandro, i rappresentanti dell'istituto Canova. Buongiorno, com'è andata questa mattina? Come avete festeggiato? Allora, devo dire ci siamo divertiti tutti molto, siamo scesi tutti quanti in
giardino, dalle prime alle quinte tutte le classi, e abbiamo messo un po' di musica dalle casse, appunto abbiamo ballato tutti assieme, cantato classiche canzoni notte prima degli esami, anche chi non è un maturando, però sì, ci sta sempre, e è stato molto bello, ci siamo sentiti tutti parte della stessa cosa, eravamo tutti sullo stesso piano, studenti del Canova, dopo un anno così duro è stato bello festeggiarlo tutti assieme. Per voi maturandi l'ultima campanella però non è proprio l'ultimo giorno di scuola, siete pronti per questa maturità? Siamo pronti, sì, sicuramente una maturità poco aspettata, perché dopo 2 anni di pandemia ritornare alla quasi totale normalità è stato un passo molto veloce, però siamo pronti, siamo stati preparati al meglio dai nostri docenti e tra qualche settimana avremo la prima prova scritta e poi l'orale, insomma non vediamo l'ora di uscire da questo Canova che ci ha lasciato tanti ricordi e sarà per sempre nel nostro cuore. Quest'anno ci sono stati tanti scioperi per la maturità, tu che cosa ne pensi? È vero, sì, gli studenti non hanno scioperato così tanto in realtà al Canova, però questi scioperi da una parte hanno avuto un senso, perché per alcune persone, soprattutto per chi ha vissuto peggio questi 2 anni di pandemia, tornare ad un esame normale così rapidamente è stato un passo troppo lungo. Altri invece si sono sentiti più rassicurati, forse per i loro docenti che hanno anche saputo prepararli in maniera più appropriata. Sicuramente pro e contro, però alla fine ci siamo arrivati tutti, siamo contenti di essere qui e come tutti i maturandi di tutto il passato ce la faremo anche noi, dai. Un in bocca al lupo per i maturandi? Maturandi, soprattutto canoviani, in bocca al lupo. Invece parliamo di quest'anno scolastico, dopo 2 anni difficilissimi per la scuola, ancora restrizioni, com'è andato? Allora è stata dura chiaramente, e visti anche, per fortuna quest'anno non c'è stata l'alternanza tra didattica a distanza e presenza, quindi sicuramente è stato più semplice rispetto agli anni precedenti, anche se nonostante tutto è stato comunque un anno duro perché parenti in quarantena, finivamo tutti quanti chiaramente in DAD e la didattica a distanza è veramente molto più complicata da seguire, ho visto anche tra i miei compagni in generale a scuola è più dura, però sì, speriamo di tornare alla normalità il prima possibile. A settembre con la mascherina? Speriamo senza, i contagi stanno sicuramente diminuendo, la situazione sembra essersi stabilizzata, quindi sì, ci auguriamo tutti di tornare senza. Ecco, Marta, Sharon, se non ci sono domande ti restituisco la linea in studio. Grazie. Allora Sharon, perché vedo tra l'altro che ora si è collegata l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Buongiorno assessore. C'è il servizio. Ecco, mi sente, assessore? Assessore Donazzan, mi sente? No, evidentemente c'è qualche problema, vediamo se riusciamo allora nuovamente a collegarci con Treviso, con Sharon e con Nicoletta Rizzetto. Ecco, Sharon, allora c'è qualche problema con l'assessore Donazzan, non riusciamo... No, adesso la vedo di nuovo, certo. Allora vediamo. Assessore, mi sente? Sì, io vi vedevo e vi sentivo, purtroppo a Treviso prende meglio che qui, io sono nel parco di Tezze sul Brenta dove abbiamo chiuso l'anno scolastico con l'istituto comprensivo, hanno fatto una bellissima iniziativa all'aperto. Io mi muovo in bici, cioè all'inizio dell'anno scolastico, proprio per favorire anche insomma, la vita all'aperto, vista tutte le costrizioni e le chiusure. Questa amministrazione comunale di Tezze sul Brenta ha voluto premiare i ragazzi che sono andati in bicicletta, no? E quindi vuol dire che gli hanno messo un chip, quelli che hanno voluto, e hanno misurato il numero di chilometri. C'è stato un ragazzino che ha fatto 900 chilometri in bicicletta e oggi il parco fino a pochi minuti fa era gremito di ragazzi all'aperto, sorridenti per chiudere un anno scolastico, che ha avuto anche l'incongruenza di vedere la mascherina fino a oggi. Se vai al ristorante no, se vai in discoteca no, se vai al bar o al concerto no, e in classe sì, incongruenza. Ecco, questo vedremo poi cosa verrà deciso anche per l'esame di maturità, perché comunque si sta decidendo, no, se farlo con la mascherina o senza mascherina. Ma assessore, che bilancio possiamo tracciare di quest'anno scolastico 2021-2022? Perché insomma al di là della mascherina, quest'ultima parte dell'anno fortunatamente è stata caratterizzata da un graduale ritorno alla normalità, con finalmente insomma
il ritorno in classe per tutti i ragazzi o quasi, la DAD è stata archiviata, mentre insomma nella prima parte dell'anno le difficoltà ci sono state e non poche. Pensiamo alla difficile gestione che c'è stata, no, nei mesi immediatamente successivi alle vacanze di Natale, con il boom di contagi e la gestione nelle scuole dei positivi. È stato un anno insomma davvero impegnativo questo. Un anno molto difficile che la scuola, come sempre in modo molto rispettoso, ha cercato di affrontare al meglio. Devo dire anche veramente tante incongruenze che poi diventano difficili da spiegare, perché i docenti sono chiamati a far rispettare le regole, ma i ragazzi sappiamo bene che la prima cosa che loro hanno, utilizzano la loro curiosità anche per comprendere la logica degli obblighi che gli diamo da rispettare, e quindi è stato un anno decisamente complesso. Scuola all'altezza, perché gli insegnanti, con tutto un carico di lavoro certamente peggiorato, hanno provato a dare normalità a questi giovani, e devo dire che ascoltando le parole dei 2 maturandi del Canova io mi rassereno, vorrei che fossero tutti ragazzi così. Poi magari non è vero, perché il servizio precedente ci ha restituito anche di alcuni giovani che le regole non sanno che cosa siano, ma non solo, che hanno una totale assenza da parte dell'educazione della propria famiglia, perché se diventano teppisti ci dobbiamo interrogare tutti, ma in particolare le famiglie, mentre la scuola non può essere lo scaricabarile di ogni responsabilità. La scuola con la pandemia anche quest'anno ha avuto 1000 contraddizioni, ma non della scuola, di chi ha deciso che cosa dovesse accadere nella scuola, e questo non ha aiutato nella serenità. Affrontare l'esame di maturità, in particolare per quelli che devono fare la quinta, io credo che fosse il primo segno di normalità. Lei prima ha chiesto ai ragazzi se avessero meno scioperato per l'esame. L'esame è un esame, nella vita ne troveremo tanti, e troveremo tanti contesti più o meno difficili, e l'esame andava fatto esattamente così, cioè in presenza, con lo scritto, con l'orale, e io credo veramente, faccio appello ma lo faccio formalmente, no? Chi deve decidere, in particolare purtroppo non il ministro dell'istruzione ma quello alla sanità, troverei assurdo che facessero l'esame con la mascherina, assurdo. Ecco, Assessore, lei accennava poco fa a questi episodi, no? Insomma, non vi sento di nuovo più. Non ci sente più? Mi sente ora? Mi sente? Niente, abbiamo qualche problema allora con la linea, in questo collegamento con Tezze. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con l'assessore Donazzane. Restando in tema, c'è un'altra notizia che sta determinando non poca preoccupazione anche nell'ambiente della scuola, ed è quella che arriva dal Dipartimento della Polizia Postale, che è stata inviata appunto a tutte le scuole del Veneto per monitorare il fenomeno di una nuova sfida su TikTok, quella di toccare o baciare una ragazza in sovrappeso, una cosa veramente sconcertante. L'invito della Polizia Postale a tutti gli istituti è proprio quello di monitorare la situazione, attivando insomma docenti e presidi per sensibilizzare gli studenti e far capire quanto una cosa del genere possa essere dannosa per le loro coetanee. Vedo che si è di nuovo collegata. Sì. Assessore, ecco, stavo intanto dando quest'ultima notizia che ha lasciato davvero, mi ha sconvolta, sì, veramente perché... sconvolti e sconcertati. Insomma, cosa sta succedendo a questi ragazzi? Pensiamo ultimi insomma a questi episodi che sono accaduti a Peschiera del Garda, no? Con il 2 giugno, poi con appunto questa maxi rissa sul lungolago, poi le 6 ragazzine molestate nel treno che stavano tornando. Insomma, sono segnali di un disagio anche veramente che lascia sconcertati, no? Che ruolo può avere la scuola in questo? Io credo che non dobbiamo sottovalutare assolutamente, che però accanto alla verifica del disagio dobbiamo pensare che c'è anche chi lo fa con una mentalità già a quell'età da delinquente. Io parlo spesso con le forze dell'ordine e loro, con grande realismo, non sono stupiti come potremmo essere io e lei da questi fatti che ci sconvolgono. Loro sono purtroppo realisticamente consapevoli che è la società che è peggiorata ed è cambiata molto. La rete ne è in larga parte responsabile, perché deresponsabilizza, perché sulla rete può accadere di tutto e nessuno paga mai.
Il tema delle pene deve essere rivisto. Ci sono giovani che sono anagraficamente minorenni, ma che di testa hanno una testa di persone molto consapevoli del male che stanno facendo, non lo stanno ritenendo qualche cosa di poco chiaro. E c'è una larga parte di giovani che, vittime di quel disagio, di un complesso di inferiorità, deboli caratterialmente, deboli culturalmente, ne sono trascinati. Ecco perché io penso che non vada sottovalutato e si debba essere molto duri e fermi. La scuola è una parte dell'educazione, ma ripeto, le famiglie... Ecco, Assessore, abbiamo di nuovo perso il collegamento, forse è ritornato. No, mi spiace davvero perché sicuramente è un tema di grandissimo interesse questo per le famiglie in questa giornata che segna appunto per tanti ragazzi della nostra regione la fine appunto dell'anno scolastico, tranne che per coloro terza media, lo ricordiamo, e ovviamente maturità dovranno affrontare gli esami. Per la terza media si partirà già alcune scuole domani, altre partiranno lunedì. L'autonomia scolastica ha consentito appunto queste differenziazioni per quanto riguarda gli esami di terza media. Gli esami di maturità invece cominceranno il giorno 22 e quindi ovviamente vedremo poi se verrà confermato o meno l'obbligo della mascherina. L'assessore ecco, forse si sta ricollegando, vediamo se riusciamo a ripristinare, ecco, la vediamo storta. La vedevamo un po' storta. È una giornata complicata e mi scuso, purtroppo pensavo che qui ci fosse una buona linea, spero che adesso mi sentiate. Stavo dicendo che la famiglia è il primo soggetto a cui dobbiamo guardare, perché la scuola è solo un compendio, è un completamento, ma non può essere l'unico soggetto. Non può esserlo e la responsabilità è di ciascuno di noi, senza sottovalutare ma avere anche oggi fermezza nel punire i responsabili. Ecco, Assessore, prima di salutarla volevo farle un'altra domanda che non c'entra con la scuola, ma è la notizia del giorno con il quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, che ci ha veramente sconvolto. Arriva dal Vicentino, dove c'è stato l'ennesimo femminicidio. Una mamma di 42 anni che è stata freddata in mezzo alla strada dall'ex compagno poco dopo aver portato i figli a scuola. Ora è in tutto il Vicentino caccia all'uomo per cercare di individuare l'assassino. Una notizia anche questa che ci ha davvero lasciato sconcertati. Guarda, è difficile commentare perché il fatto che dopo una storia di amore si arrivi all'odio in questo modo non è nella testa, non dovrebbe essere nella testa di nessuno, eppure accade molto spesso. Accade, non si è abbastanza consapevoli che può accadere. Io penso che la questione sia stata molto affrontata sotto l'aspetto normativo, tanto che si punisce aggravandole le pene per chi uccide una donna, perché una donna è certamente più fragile, certamente la vittima spesso per la sua condizione di natura. Ecco, questa consapevolezza. Ecco, purtroppo la linea cade continuamente. Ci fa sentire, insomma, parte di una comunità. Mi rendo conto che oggi è una giornata complicata. Sì. Assessore, sì, quindi dicevamo appunto è sicuramente un elemento, insomma, questo che ci lascia davvero... Che è difficile commentare e non ne siamo esclusi mai. Le leggi ci sono, ne parliamo molto. Che cosa si può fare di più? Credo di avere una rete sociale ancora più robusta a che faccia dire mi sento in pericolo, voglio essere aiutata, oppure far dire a un uomo penso di avere un problema perché quella donna la ritengo mia. Nessuno è di nessuno e ci vuole rispetto.
Certo, e in questo anche la scuola comunque ha un suo ruolo, perché è importante insegnarle fin da giovani e da giovanissimi queste cose. Io, Assessore, la ringrazio davvero per essere stata con noi. E io mi scuso con voi perché voi avete fatto una bella trasmissione sull'ultimo giorno di scuola, che è un momento importante per tutte le famiglie che ci ascoltano. Facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi della maturità. Speriamo che abbiano scelto dei percorsi che nella vita li aiutino a entrare dalla porta principale nel mondo del lavoro. Questo è il mio auspicio. Grazie a Elena Donazzana, assessore all'istruzione della Regione del Veneto. Una buona giornata, un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Ecco, allora siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Venezia. Venezia, lo dicevamo poco fa, una maxi multa che è stata comminata ai cosiddetti turisti cafoni. Sentiamo. Dopo i tuffi, i bivacchi, addirittura le tende da campeggio, 4 turisti, 2 tedeschi, 2 della Repubblica Ceca, questa volta hanno pensato di mangiare la pasta asciutta sopra una vera da pozzo, gesto che gli è costato una multa di 4.200 euro. Queste coperture, utilizzate per chiudere i 6.000 pozzi presenti a Venezia in passato, 600 oggi, sono diventate parte della storia e hanno un valore culturale inestimabile. E questi turisti l'hanno utilizzata come un tavolo. È successo venerdì sera in zona San Zaccaria. I 4 hanno recuperato anche delle sedie dalla pensione in cui alloggiavano e si sono messi a mangiare le loro paste. Chiamati da alcuni residenti sbigottiti, sul posto sono giunti gli agenti del nucleo di polizia della navigazione della municipale e hanno comminato 1.050 euro ciascuno per essersi appoggiati su un bene monumentale rischiando di danneggiarlo, per aver bevuto alcol in strada, vietato dal regolamento comunale, e per i piatti in porcellana e i bicchieri di vetro usati fuori dai locali. I 4 erano completamente ignari. Ecco, restiamo a Venezia perché ora ci colleghiamo con la collega Ilaria Marchiori che insieme a Paola Barbato si trovano in un posto meraviglioso, vedo nel preview, in mezzo alla laguna di Venezia. Buongiorno Ilaria, buongiorno. Per che cosa allora siete lì? Sì, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo in barca proprio a bordo di questa barca. Scusate, sento problemi. Ok, adesso sentivo un ritorno. Ci troviamo in mezzo alla laguna, ma prima di parlare del motivo per cui siamo qui vorrei farvi vedere quello splendido scenario che ora Paola, grazie allo zoom della nostra telecamera, riprenderà. Alle nostre spalle ci sono i fenicotteri. Eccoli lì, non so se riuscite a vederli, comunque è uno spettacolo davvero magnifico. Ormai sono diventati quasi stanziali. Il motivo per cui sono diventati stanziali in realtà non è certo un buon motivo. Perché? Perché fondamentalmente ormai la laguna è diventata secca e quindi loro stanno bene proprio lì dove si trovano perché non c'è acqua, ed è proprio il motivo per cui ci troviamo qui oggi insieme a Paolo Cuman della consulta della Laguna Media, perché proprio ieri qui a San Giuliano, appunto a San Giuliano, sono iniziati i lavori di dragaggio, giusto Cuman? Esatto, la draga ha lavorato fino a poco più di un'ora fa, ovviamente ha riempito il cassone, se ne sono dovuti andare per scaricarlo, ritorneranno non so già nel pomeriggio o domattina per i lavori di dragaggio di tutta l'area che abbiamo qui alla mia destra, che è l'area del polo nautico di Punta San Giuliano. Anzi, sarà il nuovo polo nautico sportivo Venezia, il nome ufficiale. Senta Cuman, l'importanza di questi lavori perché? Perché il Comune sta investendo qualcosa come 7 milioni di euro su quest'area per i capannoni che vediamo poi eventualmente in fondo, e però non c'era più acqua. Qua sotto alle nostre gru abbiamo un fondale
di 35-40 centimetri che in caso di bassa marea non ci permette neanche più di mettere in acqua né di tirare sulle barche. In qualche momento le barche più grosse hanno difficoltà a risalire o a scendere in acqua. Questa è una situazione che più volte lei ha segnalato, denunciato anche attraverso i nostri microfoni. È da tanto tempo che vi trovate a dover fronteggiare questa questione. Diciamo che la storia è da una decina d'anni. Noi siamo riusciti a portare all'attenzione del pubblico e dei media questo problema dal 2017 con una manifestazione di tutto il polo nautico dove abbiamo messo in acqua un centinaio di barche e abbiamo cominciato ad affrontare il problema. Sono stati da allora scavati una trentina di archi perché il problema principale è dovuto dall'occlusione dal Ponte della Libertà che è diventato una diga e quindi già qualcosa è stato fatto, non molto ma qualcosa. 2017 era l'anno zero, diciamo. Ecco, ora noi purtroppo non possiamo tornare indietro con la nostra imbarcazione perché di incagliarci proprio in quel tratto che si avvicina all'area dove si trovano i fenicotteri e che abbiamo detto vanno lì proprio perché l'acqua è molto bassa e dove bisognerà appunto Kuman lavorare per cercare di poter far passare le imbarcazioni. Qui di quanti metri parliamo di lavori che andranno fatti, di scavi che saranno eseguiti e soprattutto quanto dureranno queste tempistiche? Ma credo che la durata sarà di una quindicina di giorni. Lo scavo è qua lungo, sono 300 metri per una larghezza di 40 più o meno, adesso il dato esatto non me lo ricordo onestamente, ma questo è il primo intervento importante su quest'area. Ce ne dovranno essere altri, ne chiediamo altri, perché altrimenti c'è una commistione tra traffico sportivo e traffico di trasporto di persone o da diporto troppo grosso. Abbiamo un punto in cui passano 120 imbarcazioni all'ora e questo non va bene perché è anche fonte di pericoli. Quindi speriamo che si arrivi, come da un progetto europeo presentato, a riaprire un canale naturale che portava da qua fino al canale di Campalto, quindi permettendo al traffico sportivo di andare su di là con quel nuovo canale, che poi non sarebbe neanche nuovo, e al traffico commerciale di continuare sul canale di San Secondo. Ecco, ringrazio Paolo. Qual è l'augurio che ci si fa? Oltre naturalmente la grande soddisfazione per essere arrivati all'avvio di questi lavori di dragaggio qui a Punta San Giuliano, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra laguna e che permette anche la navigazione. Ultima notizia prima di restituire la linea, perché ovviamente con la ripartenza soprattutto a Venezia e ovviamente in laguna si torna a dover fronteggiare la questione del moto ondoso che è tornato a farsi sentire e quindi proprio oggi ci sarà un vertice d'urgenza per discutere dei controlli del telelaser. C'era stata una sospensione durante il lockdown, quando appunto non passavano più imbarcazioni o a un certo punto ce n'erano meno. Ora che invece è ripartito tutto, bisogna tornare anche a gestire i limiti, le velocità per evitare il fenomeno del moto ondoso a Venezia. Allora, qui da Punta San Giuliano io ringrazio Paolo Kuman. Continuiamo il nostro tour, il nostro giro per poter documentare la situazione, che poi vedrete interamente nel corso del nostro telegiornale serale. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, a Paola Barbato, al loro ospite per questo collegamento. Noi ora continuiamo con la cronaca, perché c'è un'importante operazione della squadra mobile di Padova contro l'immigrazione clandestina che ha interessato mezzo Veneto. Sentiamo.
Sono 7 le persone tra italiani e cinesi indagate dalla Procura di Padova per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini della squadra mobile si tratta di 2 associazioni criminali affiancate da 2 cittadine cinesi, riferimento delle comunità di Padova e Treviso. Il sistema collaudato prevedeva la predisposizione, dietro il pagamento di somme tra 500 e 1000 euro, di falsi contratti, lettere di assunzione, cedolini dello stipendio, che gli stranieri clandestini e senza documenti mostravano al momento di richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno negli uffici delle questure di Padova, Venezia e Treviso. In questo modo gli indagati inducevano in errore i pubblici ufficiali e ottenevano l'avvio delle pratiche per far avere permessi di soggiorno a chi non ne aveva diritto. L'indagine è partita da controlli incrociati e assunzioni sospette. Le associazioni criminali, secondo gli inquirenti, si appoggiavano a 2 avvocati e 3 titolari di aziende fittizie con sede a Padova, Limena, Monselice, Maserà e poi nel Trevigiano a Villorba e nel Polesine a Petorazza, Grimani e Lendinara. Una delle donne indagate avrebbe anche favorito la prostituzione di sue connazionali in 2 centri massaggi a Padova e Codroipo in provincia di Udine. Nell'ambito delle indagini, a febbraio dell'anno scorso fu perquisita la sua abitazione, trovando passaporti, carte d'identità e 34.000 euro. Inoltre gli indagati avrebbero anche favorito la permanenza illegale in Italia di alcune cittadine cinesi attraverso la celebrazione di falsi matrimoni. Ed ora andiamo a Trieste con una operazione antidroga da parte della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 38 persone in tutta Europa per spaccio di cocaina, un blitz anche in Veneto. Fuori le armi, tir bloccato e corriere della droga in manette. Più di 4 tonnellate di cocaina sequestrate insieme a 2 milioni di euro in contanti, oltre che i mezzi per il trasporto dello stupefacente. 38 misure cautelari in tutta Europa, di cui 11 in Italia. Operazione Geppo 2021, così si chiama l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste con la Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Polizia Nazionale di Spagna e le autorità colombiane e statunitensi. Un duro colpo è stato sferrato al clan del Golfo, organizzazione di narcotrafficanti colombiana che conta più di 500 soldati dediti al controllo del territorio e che facevano viaggiare la cocaina dalla Colombia fino all'Europa. La prima base di scalo a livello logistico era Madrid, poi la droga arrivava in tutte le altre piazze del vecchio continente. Gli investigatori, grazie a 3 agenti infiltrati all'interno del cartello della droga, sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dei boss per poi arrivare all'arresto di 38 persone. Parlare di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina non è cosa che avviene abitualmente, ma l'importanza maggiore è nel fatto che siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri, diciamo, candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. La cocaina veniva occultata e trasportata dai corrieri in vari contenitori, forni a microonde, borse e sacchi di juta, piuttosto che occultata in zone boschive o stipata nei vani nascosti dei vari furgoni. Aiello del Friuli, Bagnari Arsa, Preganziol, Verona, Peschiera del Garda e Viterbo, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto al Lazio. Questi sono solo alcuni dei luoghi in cui sono avvenute le compravendite della cocaina, con i relativi sequestri e arresti. L'indagine prosegue e non dimentichiamo che ci attendiamo anche le iniziative difensive che da oggi cominceranno. Oggi l'indagine prende forma palese dopo essere stata per poco più di 1 anno in forma occulta. Da oggi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in fase di indagini preliminari, va a conoscenza delle difese tutto quello che abbiamo accumulato e ci aspettiamo con serenità anche il loro contributo. La droga arrivava in Olanda, Italia, Slovenia, Albania, Croazia e altri paesi. Veniva poi gestita dai gruppi criminali locali, tra cui l''ndrangheta in Calabria. I narcotrafficanti avevano acquistato cocaina per 96 milioni di euro per poi immetterla nel mercato europeo. Solo in Italia i proventi della vendita si sarebbero aggirati attorno ai 240 milioni. La droga, quando partiva dalla Colombia, era già formalmente sotto sequestro grazie al lavoro degli agenti infiltrati. Era già sequestrata, i venditori colombiani si fidavano della persona interposta che assicurava che l'avrebbe caricata sulla nave. La persona interposta aveva un furgone che è stato fornito sempre da noi, diciamo, dall'organizzazione delle forze sane, diciamo così, e che invece l'ha fatta arrivare in Italia in tutt'altro modo.
Ecco, allora noi siamo ora in grado di collegarci di nuovo con la nostra inviata a Vicenza, Luisa Bertini, che vedo peraltro sta anche intervistando qualcuno. Il caso, lo ricordiamo per chi dovesse essersi messo all'ascolto in questo momento, è il dramma che si è consumato questa mattina a Vicenza, dove una donna di 42 anni è stata uccisa in strada dall'ex marito. Non avevano un appuntamento, in teoria, che lei sa? No, lei era qua per lavoro. Quindi non si aspettava affatto? Assolutamente no. Era uscita alla fine, probabilmente alla fine del suo lavoro, non so. Adesso che stava iniziando, stava finendo, adesso io non faccio fatica. Siete consigli, vi occupate di cosa voi? Lei si occupava di cosa la ragazza? Ma noi abbiamo due tipologie di un'azienda che segue i servizi e un'azienda che segue il catering banqueting, e lei ovviamente lavorava sia su un settore sia sull'altro. Ecco. Sa dirci se i figli erano presenti, se li aveva effettivamente accompagnati a scuola? Beh, stamattina come fa? Li accompagnava a scuola, una perché l'altro si arrangia. La ragazza so che l'accompagna tutte le mattine, difatti ci eravamo accordati con gli orari appunto per... A Schio, quindi. Ecco, lei... No, andava a scuola a Altavilla perché loro abitavano a Altavilla col bandito lì. Dunque, lei lo conosce l'ex? Io non l'ho mai visto. E ne parlava Lidia ma lei era un po' riservata, cioè non serviva a parlarne perché la vedevi, insomma, come ripeto, è stata in malattia diverso tempo perché per percorse, ricoverata all'ospedale, non lo so. Addirittura lui aveva un provvedimento di allontanamento dalla donna? Non lo so, perché guardi, dentro e fuori in tribunale con denunce assurde. E il marito, l'ex, era un connazionale? Sì. Addirittura dopo si è rivoltata la cosa, tipo che era lei che faceva, non so, ma questo fa parte del ciclo di avvocati, lasciamo perdere. Comunque lei dice una tragedia un po' annunciata in virtù dei precedenti. Tutte le tragedie di questo genere, cioè gente pazza, gente che va in giro tutto il giorno senza far niente, mantenuta da redditi, robe, e questi si permettono gli avvocati gratis perché poveretto non lavora. Un uomo di, come mi hanno detto, alto 2 metri, non lavora, non fa niente, ha tutto il tempo di causare problemi, no? Per carità, vi dico, non è che io sono uno che può fare, per quello che ho sentito e visto, ma come la fine di tutte queste storie qua. Il fratello come ha preso la notizia? L'ho visto pochi minuti perché dopo appunto sono andati in questura, adesso vediamo, dai, piano piano vediamo che le cose vanno avanti, dai. Anche per i bimbi. Ecco. Posso chiederle il nome? Sono arrivato dopo. Il nome? Benedetto. Cognome? Mondello. Bene signori, vi ringrazio a voi. Saluti. Marta, siamo in diretta, abbiamo appena sentito la testimonianza del titolare della ditta di pulizia per cui lavorava la donna, la 42enne, che è stata brutalmente uccisa a colpi di pistola in questa mattina. Diciamo che è una vicenda che con il passare delle ore si sta delineando, in quanto sappiamo che la 42enne è di origine serba, l'ex marito, perché a questo punto si tratta dell'ex marito che si è dato alla fuga, di origine bosniaca, con 2 bambini di 16 e 14 anni che lei questa mattina
mattina avrebbe appunto accompagnato a scuola e poi si sarebbe recata qua con la sua automobile e freddata in via Vigolo appunto dal marito mentre era in auto, quindi omicidio consumato in strada. Sembra che la pistola fosse detenuta illegalmente e poi appena sono scattati gli allarmi da parte dei vicini di casa che hanno trovato il corpo in strada, si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo, soprattutto qui nei boschi che sono attorno alla posizione in cui ci troviamo, che è zona Gogna, quindi in zona attorno all'area del Canile. Per quanto riguarda la famiglia, l'avete sentito, lui sembra fosse in stato di allontanamento, i due ex coniugi, e comunque che avesse creato già delle difficoltà appunto alla donna in passato. Oggi si è consumato il fatto. Noi qui abbiamo raccolto diverse testimonianze anche da parte dei vicini di casa che ci hanno detto di aver sentito diversi colpi di pistola, addirittura una signora ne ha avvertiti in maniera distinta 6. Un'altra persona ci ha parlato invece di un forte boato. Comunque c'è incredulità, anche se qui diciamo la signora non era conosciuta perché veniva a prestare servizio, quindi da quanto abbiamo appreso abitava nella zona di Schio. Un'ultima domanda, Luisa, si è capito, il marito è fuggito a piedi, ha preso un'auto, se eventualmente insomma dobbiamo lanciare un appello a chiunque potesse avere delle informazioni utili per le forze dell'ordine. Al momento abbiamo capito che l'uomo sarebbe fuggito in auto, però ovviamente le indagini e le ricerche si stanno concentrando su tutti i fronti, perché poi l'auto può averla abbandonata e può aver proceduto a piedi, perché ti ripeto siamo in una zona che è piena di boschi e di anfratti dove potersi nascondere, quindi non è una possibilità remota anche che l'uomo al momento si stia nascondendo a piedi. Però comunque ci sono diversi posti di blocco da parte delle forze dell'ordine, quindi della polizia, dei carabinieri, anche appunto alla ricerca di automobili. Certo, qui alle mie spalle state vedendo momenti di concitazione, anche perché è proprio il luogo dell'omicidio, c'è un via vai tra pubblici ministeri e forze dell'ordine e anche vicini di casa che ovviamente ci chiedono informazioni perché aleggia uno stato di incredulità, come capita insomma in questi episodi incresciosi. L'uomo che avete sentito, che stavamo intervistando, che è il titolare della ditta per cui lavorava la donna, diciamo ci ha fornito ulteriori elementi, quindi ci ha detto che la donna effettivamente si confidava relativamente a questa situazione di difficoltà e ha parlato anche di un omicidio annunciato. Ovviamente è un'opinione, però come succede in questi casi quando si parla di femminicidi, molto spesso arrivare al punto del dramma ci si arriva per passi. Certo, allora io intanto ti ringrazio davvero Luisa, ringrazio te e Simone Squarcina per questo collegamento. Naturalmente se ci sono delle novità e degli aggiornamenti chiedici la linea, naturalmente le forniremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Allora naturalmente continueremo a tenervi aggiornati su questo dramma che si è consumato appunto questa mattina a Vicenza, quartiere Gogna, dove questa donna di 42 anni è stata freddata a colpi di pistola dall'ex marito, che poi si è dato alla fuga ed è appunto, le ricerche sono ancora in corso. Ora noi parliamo di economia e di stipendi, perché abbiamo in collegamento il professor Alessandro Minello, docente di economia e politica industriale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Il tema è sicuramente molto attuale e molto caldo ed è quello degli stipendi. Recentissimi studi pubblicati proprio nei giorni scorsi dai sindacati ma anche dalle associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme rosso per quanto riguarda le retribuzioni in Veneto e nella provincia di Treviso in particolare. Ma che cosa sta succedendo in quella che era la locomotiva del mitico Nord-Est, professore? Sta succedendo quello che come dire, avevamo un po' annunciato nel periodo pre-pandemia, cioè il modello di sviluppo, il nostro modello di sviluppo è un po' in difficoltà, è inceppato e lo si vede perché non genera valore e quel valore lo distribuisce male. Non genera valore perché uno degli elementi con cui noi possiamo vedere il valore che viene generato è proprio quello dei salari. Se i salari non crescono vuol dire che non si genera valore e non si restituisce valore a chi contribuisce allo sviluppo. E poi la cosa ancora secondo me peggiore è che in realtà seppur poco il prodotto interno lordo è cresciuto, però non si è visto la sua distribuzione nei salari, quindi vuol dire che è stato distribuito sotto altre forme, possono essere rendite, redditi da capitale, cioè alla fine il lavoro è stato penalizzato in questa distribuzione di valore e quindi è un modello che non crea sviluppo in questo momento. Per cui è importante che invece la componente lavorativa sia valorizzata. E il perché i salari non sono cresciuti sono tante le ragioni. Una ragione importante è quella del fatto che per esempio non c'è stato una crescita della produttività e in Italia siamo un paese in cui la produttività quasi unici al mondo in questi ultimi 20 anni è diminuita e quindi le imprese faticano a pagare salari più elevati proprio perché la loro produttività è declinante. Considerate che confrontando i dati rispetto alla Germania oppure alla Francia, nello stesso periodo la produttività è aumentata del 10, del 20% rispetto al periodo iniziale, mentre da noi la produttività è stagnante o addirittura in taluni anni è in declino, per cui non ci sono margini per agganciare i salari alla produttività e purtroppo questo è un tema che si studia da tanto tempo ma che si tenta di risolverlo soprattutto o indicizzando i salari all'inflazione e sappiamo quali possono essere in questo caso i danni che si generano, oppure lo si fa cercando di abbattere in questo caso positivamente il cuneo fiscale. Però anche sull'abbattimento del cuneo fiscale non c'è accordo unanime e soprattutto è comunque una misura di breve periodo, non è una misura di sviluppo, per cui il problema dei salari è che in questo momento secondo me non si sono adottate le strade giuste per farli aumentare. E un elemento importante che potrebbe far aumentare il potere d'acquisto dei salari è quello per esempio del welfare aziendale, cioè di sviluppare un sistema per cui ci sono dei benefici che vengono erogati ai dipendenti, quindi al lavoro, al lavoratore, e questi benefici possono essere legati a servizi sociali, asili nido, al pagamento di rette scolastiche e quant'altro, oppure a spese mediche,
che sono detassate e quindi non creano costo per l'impresa, ma creano potere d'acquisto per le famiglie, per esempio. Quindi ecco che allora alcuni strumenti anche a costo zero potrebbero essere utilizzati. Certo, senz'altro, e sicuramente sarebbero, come dire, oro in questo momento di grande difficoltà, no? Per tantissime famiglie, conseguentemente chiaramente al caro energia, al caro carburanti, bollette e al costo della vita che un po' poi a cascata si sta sentendo in tutti i settori. Lei accennava appunto a questo modello di sviluppo, ma si può davvero parlare della fine di un modello di sviluppo, quello che noi abbiamo visto e avuto fino ad ora? Ma allora, come tutti i modelli ci sono delle fasi di crescita e poi di declino. Noi abbiamo percorso una strada per molti anni di forte crescita, una strada in cui la competitività era basata molto sul prezzo dei prodotti, anche sulla qualità di questi prodotti, sul lavoro instancabile di tutti gli addetti, sulla piccolissima impresa. Però questo modello ha avuto come dire, una lacuna, che è quella della tecnologia, cioè il nostro tessuto imprenditoriale, a parte alcune aziende, sono sempre rimaste ferme su attività tradizionali. C'è stata poca innovazione radicale, molta innovazione incrementale, c'è stato poco utilizzo della tecnologia, poca digitalizzazione. Pensiamo che ancora oggi troviamo aziende senza sito internet, l'e-commerce è praticato da un 20% delle imprese, quindi siamo fermi a una digitalizzazione cosiddetta light, a basso valore aggiunto, che non genera grandi fatturati, non genera produttività. Quindi il rilancio di questo modello che tanto comunque ha contribuito fino ad oggi allo sviluppo del nostro territorio deve essere un rilancio che parte dalle persone, dal capitale umano, dalla tecnologia, dall'uso di tecnologie utili, dall'organizzazione, dal management, cioè da tutti quegli elementi cosiddetti di sistema e organizzativi che invece nel passato non erano così importanti come lo sono adesso. Certo, professore, proprio un flash 2 minuti prima di salutarci sui giovani. Lei insiste molto sui giovani, però in relazione al lavoro stiamo vedendo dei trend addirittura in controtendenza nel nostro territorio, no? Giovani che magari hanno il posto fisso e che si licenziano. C'è stato nell'ultimo anno un boom di dimissioni volontarie, e dall'altro lato imprese che non riescono a trovare lavoratori. Accade per gli stagionali, sì, ma non solo, insomma. Sì, è vero, ne ho parlato un po' di tempo fa di questo fenomeno, segnalando il problema, nel senso che oggi la domanda di lavoro e l'offerta non si incontrano per tanti motivi. In particolare a dominare il campo oggi è l'offerta di lavoro, cioè i ragazzi oggi non cercano uno stipendio, che pure è chiaramente importante, chiedono una prospettiva di sviluppo, una prospettiva di crescita, un ambiente stimolante, chiedono di poter sognare nella propria vita. Quindi diciamo che l'offerta di lavoro cerca un ambiente che sia appagante sotto differenti profili. Non c'è più il tema del lavoro e del salario come unici criteri, e quindi noi questo purtroppo fatichiamo a capirlo, proprio perché siamo ancora, come dire, nel pieno di un retaggio culturale, di cultura di impresa, per cui noi facciamo molte cose, alcune le facciamo molto bene, le raccontiamo male, e quindi non creiamo comunque quell'ambiente, quel contesto che possa, come dire, stimolare un ragazzo, perché oggi i ragazzi non sono, guardi, non sono fannulloni, non sono pigri, solo che vogliono riappropriarsi un po' del loro destino, del loro futuro, e quindi cercano esperienze diverse, esperienze che valorizzino
utilizzino anche le loro capacità, quello che hanno imparato a scuola, e soprattutto che diano loro la prospettiva di una crescita culturale, non solo economica o sociale. Ecco, questo, certo, ed è giusto che i giovani le abbiano anche queste aspettative, queste ambizioni. Professore, io la devo salutare, la ringrazio davvero per essere stato con noi, ma ci chiede la linea da Vicenza il collega Carlo Inghilleri, perché ci sono delle novità sull'omicidio di cui vi abbiamo parlato nel corso del telegiornale. Grazie ad Alessandro Minello, docente di economia e politica industriale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie professore. Andiamo allora a Vicenza. Carlo, a te. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Velocissimo aggiornamento sull'omicidio di Lidia Milosevic, la 42enne che è stata assassinata dall'ex marito, un uomo anche lui di 42 anni, alto 2 metri, quindi un uomo di dimensioni importanti, che viene ritenuto altamente pericoloso dalle forze dell'ordine. La novità è che in questo momento le forze dell'ordine stanno alzando il livello dei controlli. Si sta alzando in che senso? Perché intanto è stato fatto alzare un elicottero per cercarlo ovunque. Quest'uomo è ritenuto pericoloso, è armato, avrebbe utilizzato addirittura nella sua fuga degli esplosivi, cioè avrebbe utilizzato delle granate e soprattutto in questo momento potrebbe essere ovunque e armato. Quindi le forze dell'ordine in questo momento hanno chiesto l'intervento anche delle teste di cuoio che starebbero arrivando da Verona e da Padova, proprio per una fase ancora più operativa delle ricerche, ancora più determinata da parte delle forze dell'ordine nel trovare quest'uomo che, ripeto, viene ritenuto molto molto pericoloso. Grazie Carlo per questo aggiornamento. Naturalmente torneremo a fornirvi ulteriori dettagli qualora ce ne siano nelle prossime edizioni o anche nel corso di questa, se ce ne saranno. Grazie Carlo, buon lavoro a te e alla collega si Luisa sente anche Bertini. l'elicottero. Grazie, buon lavoro a voi. Noi ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di turismo, perché vedo che si è collegato il nostro prossimo ospite. Lo ringrazio per essere con noi, Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica di Cavallino Treporti. Buongiorno Bertolini, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei Marta e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ecco, volevo cominciare giusto per collegarsi con quanto stavamo dicendo poco fa con il professor Minello sulla questione del lavoro e degli stagionali, perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti la stagione doveva ancora cominciare, ma c'era questo grosso problema dei lavoratori, dei stagionali, dei collaboratori, insomma, per le nostre imprese, in modo particolare del settore turistico. A questo punto, diciamo, dopo un mesetto, com'è la situazione? Si è risolta o c'è ancora davvero grossa difficoltà? È il problema. Questo è il problema, quello che proprio ha menzionato lei. Noi ce ne stiamo accorgendo, avevamo avuto già sentore un po' di tempo fa, già da un po' che ne stiamo parlando a livello di associazioni di categoria, ne stiamo parlando con Regione che molto attentamente sta cercando di monitorare la situazione. È vero, purtroppo da una parte abbiamo molto successo perché i nostri ospiti quest'anno stanno arrivando, ma faremo fatica probabilmente ad erogare tutti i servizi ai quali loro sono abituati, giustamente anche. E le dirò che queste cause sono dovute, il professore è stato estremamente chiaro e ha detto quali sono. Io mi chiedo tante volte, ma è possibile che dalla mattina alla sera noi dobbiamo trovarci in questa situazione? E le confermo anche che non è solo in Italia che sta succedendo questa cosa qua, perché parlando proprio con gli ospiti che arrivano qua, molti dei quali lavorano magari nel nostro settore o comunque lavorano nel terziario piuttosto che nella ristorazione, e ci confermano gli stessi problemi. È chiaro che quest'anno in qualche modo tamponeremo la situazione, ma le dico con grandi difficoltà. Io sono convinto purtroppo che molti dei servizi, come l'anticipavo prima, faranno fatica ad essere erogati.
Non so, abbiamo sentito parlare anche di i trasporti che qui da Punta Sabbioni vanno verso Venezia, c'è mancanza di personale anche lì, c'è mancanza di personale nella logistica in generale, abbiamo sentito cosa sta succedendo nella sanità, quindi manca gente dappertutto. È assurdo perché abbiamo dei tassi comunque di disoccupazione, numeri dati diciamo da chi si occupa di questa materia a livello nazionale, ma la realtà è questa. Ecco, la realtà è questa in una situazione peraltro di grande soddisfazione, diciamo, dal punto di vista degli arrivi, no? Perché addirittura gli albergatori, facevamo un focus con le presenze sugli alberghi la scorsa settimana, addirittura in alcune zone della nostra regione siamo ai livelli migliori rispetto a quelli del 2019, per questo c'è stato il ponte del 2 giugno e ora la Pentecoste che soprattutto, no, lo ricordiamo, per i turisti tedeschi e austriaci rappresenta un po' il nostro Ferragosto, no? Sì, esatto. Grande soddisfazione, ma le dirò che questa tendenza è partita già da lontano. Mentre una volta anche le nostre attività partivano più avanti, quindi che dirle proprio per Pentecoste, noi sviluppando una politica attenta anche ai nostri collaboratori proprio per dare la possibilità di non lavorare più solo alcuni mesi ma di lavorare stagioni molto lunghe, apriamo le nostre aziende ai primi di aprile e ormai chiudono a metà di ottobre, se non alla fine di ottobre. Ecco che la stagione è molto più lunga. E adesso, come giustamente ricordava lei, Pentecoste è uno spartiacque importantissimo per noi perché è l'inizio della stagione e abbiamo visto come gli ospiti tornano veramente volentieri perché sono appassionati alle nostre aziende, sono appassionati ai nostri territori e questo anche è una situazione generalizzata, non è solo qui a Cavallino Tre Porti. Lei giustamente prima ricordava gli alberghi, Cavallino Tre Porti è conosciuta per l'open air, ma è così un pochino dappertutto. Quindi è chiaro che dopo questo periodo di pandemia le famiglie hanno voglia di vivere all'aperto, di vivere una vacanza, di stare un attimino sereni e arrivano, non c'è assolutamente dubbio su questo. Io credo che anche bene abbiamo seminato, bene abbiamo investito in questi ultimi anni, perché con la giusta promozione, con i giusti servizi e gli investimenti, come ricordava prima il professore, è un argomento importantissimo. Non possiamo pensare noi di avere alberghi o campeggi vecchi, non possiamo pensare di riproporre delle cose non più moderne, non più attrezzate. Una cosa è il vintage, una cosa è fare vedere veramente nuovi investimenti e un'attenzione particolare agli ospiti che ormai lo chiedono. Questo è stato fatto e il Veneto credo che sia decisamente avanti rispetto a tante altre destinazioni turistiche anche estere e conseguentemente avendo seminato bene i risultati ci sono. Ecco, quindi insomma ci stanno premiando questi investimenti che sono stati fatti. Ecco, ne accennava, no? Cavallino Tre Porti naturalmente è la capitale europea del turismo plein air che con la pandemia sembra peraltro avere come dire, innestato la marcia più alta, insomma sta davvero correndo molto più addirittura di altri settori, no? È senz'altro un tipo di vacanza che è amata dagli ospiti, diciamo, storici, ma parecchi altri ospiti potenziali si stanno avvicinando a questo tipo appunto a questo tipo di vacanza. Perché? Perché il fatto di poter vivere all'aria aperta dà dei vantaggi inequivocabili. Io credo che sia un trend che notavamo già da un po' di tempo, ma che sarà in aumento. Cavallino Tre Porti è conosciuta per aver in qualche modo, io la chiamo un'industria, non non possiamo più trattarla come qualcosa di artigianale, è un'industria che esporta. Le presenze da noi sono circa un 75-80% di ospiti stranieri che da noi vengono ormai da 30, da 40, da 50 anni, prima, seconda generazione,
ma comunque adesso che la storicità è sì importante, ma c'è senz'altro un certo ricambio di ospiti, e i nuovi ospiti sono senz'altro alla ricerca di un contatto diretto con la natura e dove poter passare con la loro famiglia una vacanza assolutamente all'aperto, senza nessun tipo di impegno legato all'orologio piuttosto che ad altre situazioni, quindi massima libertà. E questo sicuramente è uno degli aspetti che magari la pandemia ci ha aiutato anche ad apprezzare sempre di più. Io, Bertolini, la ringrazio davvero per essere stato con noi. So che ha anche un impegno e che deve scappare, quindi la ringrazio ulteriormente, insomma, per aver trovato il tempo per questo collegamento. Le auguro una buona giornata e naturalmente una buona stagione, insomma, che prosegua così come è iniziata. Grazie a Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Cavallino Treporti. Ecco, allora noi ora abbiamo ancora pochi minuti di telegiornale, ma a proposito delle carenze di organico di cui si faceva proprio cenno prima, carenze che riguardano poi alla fine non soltanto come dire i settori di cui abbiamo parlato finora, ma anche la pubblica amministrazione e anche i vigili del fuoco. A lanciare l'allarme è proprio il comando di Treviso, dove c'è stata un'emorragia addirittura di personale che ha toccato livelli record, e i nuovi concorsi promossi dal Ministero in questo senso non aiutano, non c'è neanche un posto a Treviso. Sentiamo. 40 pompieri vuol dire per noi, è un numero che per le persone non significa niente, per noi vuol dire mettere in ginocchio un comando, perché potrebbero, la paura nostra è che si possa chiudere anche un distaccamento, ma questo cerchiamo di evitarlo, è l'ultima chance. Sono abituati a gestire ogni emergenza, spesso vengono pure chiamati eroi, ma per i vigili del fuoco trevigiani si preannuncia ugualmente un'estate torrida e le temperature stavolta non c'entrano, semmai la carenza sempre più cronicizzata di personale. Insostenibile per il carico di lavoro che aumenta per il personale che rimane qua in servizio. Insostenibile perché purtroppo la situazione probabilmente si aggraverà ancora di più verso l'estate con i pensionamenti che ci sono. Basta d'altronde passare in rassegna i numeri. La pianta organica prevede nella Marca 348 unità effettivi, ora sono in 280, destinati a scendere a 267 a dicembre. La soglia per il servizio minimo, stando alle norme, è 320. Il conto quindi è presto fatto con la beffa che si aggiunge proprio in questi giorni dei concorsi nazionali interni al corpo, centinaia di posti in ballo da ispettore e caposquadra, nessuno di questi assegnato ai distaccamenti trevigiani, con il rischio, anzi la certezza, di professionalità che dovranno andarsene per un miglioramento di carriera, che tradotto economicamente significa 40-50 euro in più al mese. Insomma, una vera e propria emorragia che riguarda figure specializzate con una media di 50 anni. Abbiamo dei capisquadra che hanno diritto al ruolo tecnico per 11 unità e dei capisquadra che saranno un 6-7 unità che faranno le valigie. Fare le valigie con tutto quello che ciò comporta anche a livello familiare. L'anomalia del nostro corpo nazionale che dà soccorso al cittadino ma crea disagio ai loro operatori. Da qui la protesta unitaria di CGIL e Cisle-Will. La questione, dicono, va affrontata dai politici trevigiani. Per tamponarla nel breve periodo dovrebbero almeno essere concessi gli straordinari. Questioni di liquidità. Sarebbe dovere della nostra amministrazione quello di chiedere i fondi a Roma, al Ministero, per avere i soldi, il budget economico per il rientro straordinario. Andiamo ora nel Padovano, a Vigo d'Arzere, dove registriamo la protesta dei genitori della scuola primaria Don Bosco. L'annunciata costruzione di un nuovo nido vicino alla scuola potrebbe togliere spazio al giardino di quella già esistente. Sentiamo quindi i genitori. Siamo a Vigo d'Arzere, davanti alla scuola primaria Don Bosco. Siamo insieme a dei genitori che hanno manifestato il loro dissenso sulla costruzione di un asilo nido, ma non
contro l'asilo nido. Ora ci spiegheranno il perché e ci racconteranno cosa è successo. L'amministrazione comunale ha partecipato a un bando del PNRR e ha identificato il giardino della scuola primaria Don Bosco, che vedete qui alle mie spalle, per mettere il futuro nuovo nido. Assolutamente questo territorio ha bisogno di un nuovo nido, ma ha bisogno anche di un giardino dove più di 240 bambini possono giocare e fare scuola. Quindi voi dite c'è spazio per tutti, bisogna trovare una soluzione alternativa, non si può togliere spazio ai bambini. Assolutamente no, dobbiamo trovare una soluzione per avere sia un nido nuovo, che è una cosa molto positiva, anzi ringraziamo l'amministrazione per questo progetto, diciamo però che non deve essere sacrificata l'area verde. Quanti sono i bambini più o meno che frequentano questa scuola? Quante classi ci sono? Attualmente sono 240, pressapoco. La cosa positiva è che ci saranno ancora bambini che andranno al tempo pieno, quindi si andrà probabilmente a perdere il tempo normale e di conseguenza lo spazio è ancora più necessario, tanto più con il Covid è stato vitale, oserei dire, visto che era difficile che potessero frequentarsi tra di loro, almeno all'esterno avevano uno spazio dove poter anche interagire tra di loro. Ecco, termina qui questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo naturalmente il prossimo appuntamento con l'informazione di Antena 3 a partire dalle 18 con il TG del Veneto. Vi forniremo naturalmente tutti i dettagli su questa drammatica vicenda che si è consumata nel Vicentino e che sta facendo tenere tutta la regione con il fiato sospeso. È caccia all'uomo, lo ricordiamo, l'ex convivente di questa donna di 42 anni di origini serbe che è stata assassinata a colpi di pistola questa mattina a Vicenza. Naturalmente ulteriori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio quindi per l'attenzione, ci rivediamo più tardi con la puntata consueta del mercoledì dedicata alla CGIL. Parleremo di lavoro, parleremo anche però di pace, di democrazia e di giustizia sociale. Un saluto, un buon pomeriggio, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Benvenuti al meteo. Anticiclone ancora debole, bel tempo in giornata, instabilità poi che culminerà in serata. Vediamo il dettaglio di mercoledì 8 giugno. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con tanto sole e con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Verso sera e soprattutto nella notte tra mercoledì e giovedì più nubi con piogge anche piuttosto diffuse. Temperature in lievissimo calo, minime tra 15 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, temporali poi in nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui prevalenza di sole ovunque, più nuvoloso con il passare delle ore con qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime infine sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.
Eccoci nuovamente in diretta, Straordinaria 3, lo spazio come ogni mercoledì dedicato alla CGIL. Ringrazio subito per essere ospiti con noi in studio quest'oggi Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Antonio Ventura, segretario generale della FILT CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Naturalmente voi telespettatori potete come sempre partecipare alla trasmissione telefonando, i numeri li vedete in sovraimpressione, 0422 162 8332 per porre le vostre domande e le vostre riflessioni su quelli che sono i temi che andremo ad affrontare quest'oggi, temi di grande e stringente attualità. Vedete il nostro titolo: pace, lavoro, democrazia e giustizia sociale, che sono poi gli argomenti che verranno affrontati a Treviso venerdì e poi nell'assemblea, nella manifestazione che ci sarà a livello nazionale a Roma sabato 18. Perché il focus su questo, Visentin? Perché il tema cruciale in questa fase è proprio la questione legata all'incidenza di quanto succede in Europa con la guerra, per cui la necessità di ripristinare un concetto di pace che venga in qualche maniera anche perseguito, e per cui che l'Europa provi a fare l'Europa e provi a farsi attore del processo di pace, e per cui anche del cessate il fuoco in Ucraina, che non può essere slegato alla questione del lavoro, perché le ricadute della ulteriore crisi che noi abbiamo avuto, oltre a quella del 2008 e la crisi della pandemia, adesso si sta abbattendo una ulteriore crisi, che è quella legata appunto al conflitto in Ucraina e al fatto che ci sono delle ricadute anche sugli approvvigionamenti, sui costi delle materie prime e sui costi dell'energia, che devono essere affrontati, devono essere in qualche maniera messi appunto a regime. Questo lo si fa attraverso il confronto democratico e soprattutto con un occhio alla giustizia sociale, nel senso che ci sia una redistribuzione, perché non è proprio così vero che tutti sono stati o stanno male in questo periodo. C'è anche chi si è arricchito, c'è chi ha fatto dei introiti importanti, gli extra introiti profitti delle associazioni, delle aziende energivore, ma ci sono anche quelle del delivery, ci sono anche quelle della gig economy, ci sono purtroppo quelle delle armi. Insomma, ci sono realtà che stanno facendo affari anche in una situazione di difficoltà e di crisi, e là credo vada fatto un ragionamento per una redistribuzione equa nei confronti dei cittadini e dei lavoratori e dei pensionati. Ecco, peraltro ci sarà anche il 10 una protesta a livello nazionale dei consumatori che scenderanno alla manifestazione Pentole Vuote. Anche la Federconsumatori della CGIL, assieme a tutte le altre sigle, parteciperà a questa manifestazione. In Veneto, lo ricordiamo, sarà a Vicenza, no? La manifestazione, quella nazionale, a Roma. Pentole vuote perché alla fine poi chi ne fa le spese sono soprattutto le fasce più deboli, no, della popolazione, che sono quelle che si trovano a dover fronteggiare una serie di problematiche legate appunto a questi rincari che lei stava citando, e che poi a cascata finiscono per ripercuotersi sui redditi e sul potere d'acquisto, perché il problema grosso del quale si sta molto discutendo, no, in queste settimane è proprio quello dei salari. Sì, il tema dei salari è un tema che come dire, adesso quasi tutti se ne stanno accorgendo. Gli unici che fanno ancora fatica ad accorgersene sono gli industriali e le controparti, perché sono quelle con cui dovremmo rinnovare i contratti e con
cui dovremmo fare un ragionamento per il recupero del potere di acquisto anche legato all'inflazione che si è ritornata ad infiammare in questo ultimo periodo proprio per l'aumento delle tariffe energetiche. Però il tema del potere di acquisto è un tema che noi poniamo da tempo e che in una stracitata ricerca dell'Ocse ci fa vedere come siamo non il fanalino di coda in Europa, ma siamo il fanalino della retromarcia in Europa, perché se tutti gli altri hanno aumentato il potere d'acquisto, anche se in maniera diversa fra realtà e realtà, la Germania del 30%, la Francia del 27%, i paesi dell'est Europa addirittura sono con aumenti a 3 cifre, noi abbiamo innestato la retromarcia perché abbiamo perso quasi il 3%, il 2,9% di potere d'acquisto negli ultimi 30 anni. E questo Ventura poi si riflette ovviamente su tutte le famiglie, sui pensionati, sui lavoratori, un po' di tutti i settori, no? Sì, io mi occupo in particolare del settore dei trasporti, che però in qualche maniera, diciamo, riguarda al suo interno vari settori, perché si passa dal trasporto pubblico locale ai ferrovieri, ai magazzinieri, ai camionisti, ai drivers di Amazon e corrieri espressi vari, e quindi, come dire, la panoramica che vedo io è comunque di un'incidenza notevole di questo tipo di problema. Si è rinnovato da poco, per dirne una, il contratto del trasporto pubblico locale, degli autoferrotranvieri, con come dire, una lotta estenuante che è durata anni, e si è arrivati a rinnovarlo con una durata minima, nel senso che i contratti normalmente vengono rinnovati ogni 3 anni. Il rinnovo di questo è talmente in ritardo che appena rinnovato va già è già quasi vecchio, insomma. L'anno prossimo. E questo per dire che siccome dire, la capacità, diciamo così, valutativa delle controparti rispetto all'opportunità comunque che i salari mantengano, come dire, una consistenza, uso il termine decente, forse non è adatto, però congrua rispetto appunto a quello che sono le necessità di una famiglia, è sempre molto limitata. Cioè si continua a mio avviso, insomma, io è parecchio tempo che sono in CGIL, sono entrato a fine anni 80, in cui sembrava che il mondo del lavoro potesse solo migliorare, e purtroppo, facendo un'analisi così rispetto a qualche decennio, purtroppo invece si è andati a un peggioramento sia dal punto di vista economico, come diceva Mauro, ma anche, e non voglio dire soprattutto, però come peso negativo sulla vita lavorativa, sulla percezione che ha il lavoratore del proprio ruolo anche nella società, estremamente negativo anche dal tipo di contratto, diciamo così, inteso come quando si parla di giustizia sociale o di lavoro povero, non bisogna dimenticarsi anche l'estrema precarizzazione che è avvenuta appunto dei contratti di lavoro. Cioè siamo passati nell'arco di 30 anni dal contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e indeterminato, che era lo standard, tranne ovviamente quei particolari settori tipo l'agricoltura, in cui è ovvio che la raccolta va fatta solo in un certo periodo, o lo stabilimento balneare, a una precarizzazione pressoché totale. Io se lo devo vedere nell'ambito dei trasporti, escludendo forse le ferrovie, che insomma sono ancora hanno, come dire, problemi da un altro punto di vista, ma come dire, nella contrattualizzazione non sono così estreme, però per dire anche un settore come il trasporto pubblico locale, ci sono i bandi, sono fatti per lavoratori part-time, per contratti a termine,
Tra l'altro proprio il sistema del trasporto pubblico locale, e non solo, perché in generale tutto il trasporto sta patendo una carenza di personale davvero allarmante. L'abbiamo visto per esempio dalle ricerche, dai bandi di Savno, per esempio, per gli autisti dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, piuttosto che dall'appello che è stato lanciato dalla MOM, l'azienda della provincia di Treviso, che cerca autisti. Quindi c'è un problema di fondo, no? Però il problema di fondo è anche questo, cioè se io devo pensare a un ruolo come cioè un lavoro come quello dell'autista, anzi meglio definirlo ruolo, nel senso che negli anni, se mi ricordo quando ero io ragazzo e andavo a scuola, l'autista era una figura, insomma, in qualche maniera di pregio, così come lo era l'insegnante. Oggi farsi assumere con un contratto part-time, magari per fare 2 ore di lavoro dalle 8 alle 10 la mattina, poi da mezzogiorno alle 2 il pomeriggio, cioè diventa problematico, io credo, con la responsabilità poi connessa a questo tipo di lavori. Perché voglio dire, guidare un autobus, guidare una corriera non è una cosa così banale, cioè hai la responsabilità di persone, di un mezzo, anche senza arrivare appunto al rischio rispetto alle persone, ma anche del mezzo stesso. E lo stesso avviene per i camionisti. Anche il camionista una volta, mi ricordo, era un simbolo, come dire, di lavoro quasi autonomo, comunque molto libero. L'autista partiva e era padrone, tra virgolette, di se stesso da quando montava in camion, si faceva tutto il viaggio. Oggi, se dobbiamo pensare a un autista con un GPS installato, e ormai ce l'hanno tutti, ma probabilmente è anche giusto che sia così, però, come dire, anche tutta quell'area di libertà che poteva esserci è sicuramente compressa. Tornando al discorso degli autisti di furgone, dei Corrieri Espresso, cioè come dire, hanno dei ritmi che erano quelli di una fabbrica, cioè non so, della Fiat degli anni 70, veramente tempiamento di 150 consegne al giorno, se le frazioniamo per il numero di ore. No, delle situazioni davvero sì, insomma. Poi anche l'utilizzo di palmare. Ho letto ieri l'incidente che c'è stato, un frontale che hanno fatto un furgone appunto di un corriere con un camion, cioè anche queste cose secondo me in qualche maniera sottovalutate, il rischio dell'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici per fare le consegne mentre sto guidando, cioè, come dire, c'è un'esasperazione da una parte dei ritmi di lavoro, dall'altra, data anche appunto, ripeto, dalle tecnologie, dall'altra la compressione degli stipendi che abbiamo avuto di cui parlavamo nell'arco degli ultimi 30 anni, e l'altro aspetto ulteriormente negativo, cioè siamo arrivati, ripeto, a una precarizzazione totale, a partire da, legittima, perché la Comunità Europea all'epoca, pacchetto 3, diceva anche, come dire, la somministrazione di lavoro è un'attività lecita e non può essere vietata, quindi si è passato da una norma che era del dopoguerra, forse del 69, non mi ricordo bene, no, forse anche prima, che vietava, come dire, che io assumessi una persona per mandarla a lavorare su un'azienda, ok, è legittimo farlo, però si è arrivati a un'esasperazione di questo concetto, cioè questa iperflessibilità. La stessa cosa è avvenuta con i contratti a termine. Legittimo dal mio punto di vista, ma dal punto di vista sindacale credo che sia pienamente condiviso, legittimo assumere una persona con un contratto a termine se c'è un motivo per cui devi avere un contratto a termine. Mauro seguiva gli edili a suo tempo, e voglio dire, è normale che se dobbiamo costruire un palazzone io posso assumere le persone, gli operai. Certo, ma non deve essere poi un escamotage, no? Peraltro vedo che abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy da Treviso. Buongiorno, prego. Volevo dire al signore della CGIL che quando chiamiamo per qualche appuntamento ci dicono sempre che gli operatori non sono disponibili e andiamo avanti, ma perché non ci mettete un operatore, visto che noi paghiamo per voi, di mettere un operatore in diretta che ci possa dare una risposta quando chiediamo qualcosa? No, prema 1 per questo, prema 2 per quello, prema 3 per quello, perché noi, diversamente giovani,
facciamo fatica anche a prendere la linea e fare delle domande. Bisogna mettere un operatore, signori, perché non si può andare avanti così. In tutte le associazioni, perché non risponde mai nessuno? Sono gentilissimi quando ti rispondono. di cui dicevamo prima. Allora signora, adesso le risponde Visentin, e grazie per averci telefonato. Certo, anche questo è un problema, magari soprattutto per una persona anziana, è segno anche che magari ne ricevete talmente tante di telefonate. Noi di operatori ne abbiamo diversi, perché abbiamo un call center fornito, ci sono una decina di persone che rispondono al telefono, e in campagna fiscale aumentano, quando ci sono i 7.30 aumentano, quasi raddoppiano, e il tema è che le telefonate sono tante e molte volte non si riesce a evaderle tutte quante, ed effettivamente è vero che in alcuni casi è difficile come dire, contattarci se non per via mail o messaggio. Io chiedo di portare pazienza e di provare e riprovare, oppure di venire nei nostri uffici e prendiamo gli appuntamenti direttamente dai nostri uffici. Adesso i nostri uffici sono aperti, non serve più prendere appuntamento per entrare, e pertanto è possibile prendere anche un appuntamento là di persona. Purtroppo le telefonate sono tante, noi abbiamo avuto mi sembra di averlo anche già detto, in tempo passato pensavamo di avere il centralino rotto e abbiamo chiamato i tecnici proprio per fare la verifica, e in una giornata abbiamo ricevuto più di 20.000 telefonate, e per cui è 20.000, per cui a volte è difficile anche rispondere a tutti quanti, questo sì. Quindi portate pazienza, riprovate, insomma. E se no venite, passate di là, gli uffici adesso sono aperti, non è più come tempo indietro con la pandemia che dovevamo far entrare solo per appuntamento, e vi metteremo senz'altro in contatto con gli uffici che vi serve appunto avere il contatto. Ecco, allora per Giusy questa è la risposta, insomma, eventualmente ha detto da Dosson, mi pare, se non sbaglio, la signora. Se lascia il numero la richiamiamo noi oggi in giornata. Ecco, se lascia il numero, e se no, insomma, da Dosson non è neanche tanto lontana rispetto alla sede di Via Dandolo a Treviso, che immagino sia la più vicina per dove abita la signora. Ecco, ritornando alla questione del sostegno, no? Al reddito sostanzialmente degli stipendi. Lei, Visentin, poco fa diceva che sì, ci sono queste grandissime difficoltà, ci sono questi rincari, però ci sono anche delle aziende che ci stanno guadagnando su questo, ed è proprio nei cosiddetti extra profitti, no, che voi andreste ad intervenire. Il governo in parte l'ha già fatto, no, con questo bonus dei 200 euro, che peraltro dovrebbe arrivare tra un mese, no, a luglio, nelle buste paga, nei cedolini pensione di lavoratori e pensionati. Ma è sufficiente? No, assolutamente. Forse è una delle poche cose in cui siamo d'accordo con Confindustria, dove appunto reputiamo che il bonus di 200 euro, ancorché importante, perché in alcuni casi è come dire un quinto anche della pensione o dello stipendio di qualche lavoratore, ma è del tutto insufficiente, perché è sporadico, è dato una tantum e non risolve il problema. Dà una boccata di ossigeno alla quale ovviamente non possiamo certamente dire che non va bene, però di fatto la risposta deve essere una risposta di altro tipo, deve essere una risposta del tutto, come dire, stabile e di prospettiva. Quindi strutturale, un intervento strutturale. Ecco, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego, chi parla? Sono una vostra assistita. Io volevo solo un'informazione. Posso? Certo, prego signora. Allora, guardi, io l'altro giorno parlando con una mia amica mi ha detto che adesso riceve la 14ª. Sta aspettando la 14ª.
Io non ho mai sentito parlare della 14ª, però io non l'ho mai avuta. Che requisiti bisogna avere per avere la 14ª? Ecco, prego Visentin. Non ricordo a memoria il reddito da pensione che bisogna avere, credo sia intorno ai 1.000 euro mensili netti, però chiami pure i nostri uffici o passi nei nostri uffici e fanno una verifica, perché la 14ª non serve richiederla, viene data in automatico dall'INPS in base al reddito che uno riceve, viene erogata nel mese di luglio e arriva dall'INPS, per cui teoricamente se ne ha diritto dovrebbe riceverla senza fare nessun tipo di domanda. Ma era anche l'anno scorso sto problema? Sì, è dal 2019. Io non ho mai ricevuto niente. Io adesso, come adesso, prendo sui 1.000 euro al mese. Signora, se lascia il numero qua al centralino, io la faccio richiamare dal sindacato dei pensionati oggi e si mette in contatto con loro e le fanno la verifica sulla pensione. Non voglio metterle... Ad ogni modo, guardi, passo io là da voi. Allora, va bene, meglio. Allora passi, così ci viene a trovare. Va bene, grazie signora. Allora, grazie per averci telefonato, una buona giornata. Ecco, allora torniamo a quanto stavamo dicendo, no? La questione dei 200 euro, di questi interventi strutturali sostanzialmente che voi richiedete. Sì, noi chiediamo che ci sia da parte del governo un intervento strutturale sulle pensioni e sulle buste paga, appunto quella della 14ª, allargando la platea, per cui alzando anche la quota di reddito annuo del pensionato per poter accedere alla pensione. Per quanto riguarda il mondo del lavoro dipendente, chiediamo appunto che ci sia non un bonus, non un'elargizione una volta, una tantum o a richiesta, ma che ad esempio si intervenga sulla fiscalità della busta paga e intervenendo ovviamente sulle detrazioni da lavoro dipendente in questo caso, perché grida vendetta il fatto che se io porto a casa 100 euro da reddito da lavoro dipendente debba pagare 25 euro di IRPEF, di tasse, e se invece porto a casa 100 euro di stock option o di, come dire, di azioni o attraverso delle rendite finanziarie pago 12,50 euro di tasse, cioè credo vada rimesso al centro il valore del lavoro, e questa è una delle questioni che noi chiediamo nella riforma anche del fisco al governo, e dall'altra parte ovviamente anche richiamo col suo nome, i padroni devono fare la loro parte nel rinnovo dei contratti, dove bisogna recuperare il potere di acquisto assolutamente delle buste paga. Ecco, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo ritorniamo in diretta e ripartiamo proprio da qui, dal potere d'acquisto dei salari. Pubblicità, tra poco, restate con noi. Straordinaria 3, eccoci nuovamente in diretta come ogni mercoledì, spazio dedicato agli approfondimenti della CGIL di Treviso. In studio con me Mauro Visentin, segretario generale, e Antonio Ventura, segretario della FILT. Allora, stavamo parlando proprio poco prima della pubblicità, della situazione, no? Reddituale, e mi piaceva ora fare un focus, ne stavamo parlando proprio tra di noi durante la pubblicità, sulla questione dei giovani. È proprio di questi giorni uno studio del Sole 24 Ore relativamente a tutta una serie di
valori che vengono presi di riferimento e nello specifico il Veneto, ma in particolare la provincia di Treviso, sembrano non essere una terra per giovani, soprattutto quelli della fascia tra i 19 e i 35 anni. Ma che cosa succede? Perché poi se ne sentono dire un po' di tutti i colori, no? Da un lato tanti datori di lavoro che non riescono a trovare i lavoratori, i giovani in particolare, e sembra che siano tutti degli sfaccendati con poca voglia di lavorare e che vogliono solo avere il sabato e la domenica liberi, altri che dicono la concorrenza del reddito di cittadinanza, dall'altro lato invece tutta una serie di ragazzi che invece denunciano delle situazioni di grande difficoltà, di precarietà del lavoro, di redditi molto bassi. Quindi dal vostro osservatorio, diciamo, la situazione? Beh, dal nostro osservatorio, già l'osservatorio del Sole 24 Ore ci racconta come il Veneto sia una realtà poco attenta come dire, a quella fascia di età che viene chiamata giovani, e sono dai 19 ai 35 anni circa. E la provincia di Treviso in quella classifica nazionale è al 77esimo posto, il che vuol dire che mancano tutta una serie di servizi perché un giovane possa in qualche maniera provare a pensare di imbastire la propria vita e di fare e di costruire il proprio futuro. Mancano servizi, mancano posti di lavoro dignitosi, come dicevamo prima, dove uno effettivamente sa che è impegnato, è impiegato, qual è la sua retribuzione, per quanto tempo è al lavoro, non ha sempre il timore di non aver rinnovato il contratto, e soprattutto, come dire, manca la fiducia nei giovani dopo alla fine, perché questo si trasforma in una impossibilità magari di accedere al mutuo, di provare a costruire, come dire, una famiglia, eccetera, eccetera. Se a questo aggiungiamo anche le poche soluzioni anche per quanto riguarda come dire, i congedi parentali, piuttosto che a soluzioni rispetto ad asili nido, rispetto a scuole col tempo pieno, eccetera, questo fa il paio con una situazione che già di sé è difficoltosa. Lo dicevamo prima, rispetto a altri paesi dell'Europa è chiaro che abbiamo situazioni totalmente opposte, dove mancano proprio la parte dello Stato che aiuta queste persone, questi giovani, queste persone che devono costruire la vita, che gli aiuta. Che saranno il nostro futuro, esatto, perché se non investiamo sui giovani, cioè, una società è alla finita. Fine lo dobbiamo dire anche ai pensionati: se i giovani non lavorano e non versano i contributi, non ci saranno neanche le pensioni dopo, per cui è un problema che avremo anche noi, che siamo come dire, nella via della conclusione del percorso lavorativo, e che domani o dopodomani ci appresteremo ad andare in pensione. Ecco, e sulla cosiddetta concorrenza del reddito di cittadinanza, perché parecchi imprenditori la puntano proprio su questo. I dati, voi avete peraltro realizzato un'indagine con dei dati che dimostrano, insomma, che effettivamente nella nostra regione, in Veneto in particolare, il reddito di cittadinanza alla fine sia un provvedimento che ha avuto, diciamo, uno scarso appeal, no? Beh, uno perché bisogna avere a disposizione, cioè bisogna avere una situazione particolare. Non è detto che se io sono a casa e sto sul divano percepisco il reddito di cittadinanza. Devo avere una famiglia tutta complessivamente che ha un reddito intorno ai 6.000, dai 6.000 ai 9.000 euro di reddito annuo. Il che vuol dire che se sono da solo posso arrivare a 6.000 euro, se ho moglie e figli posso arrivare al massimo a 9.000 euro
per poter percepire il reddito di cittadinanza. In provincia di Treviso il dato del mese di aprile, che è il dato ultimo, aprile 2022, quindi 2022 abbiamo la richiesta di 3.613 famiglie che hanno chiesto, tra quelle che hanno chiesto il reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, sono quasi 7.000 persone, sono 6.929, e l'importo mensile dato a questi nuclei familiari è di 467,11 euro medi. Se questo fa concorrenza alle buste paga, il problema ce l'abbiamo sulle buste paga, non ce l'abbiamo sul reddito di cittadinanza, perché se una busta paga mensile per un lavoratore che viene assunto a tempo pieno, come dire, può scegliere se portare a casa i 500 euro di reddito di cittadinanza o la busta paga, vuol dire che la busta paga è realmente bassa. Il problema è sulla busta paga. Certo, e qui si innesta anche un altro dibattito che è di grandissima attualità, che è quello del cosiddetto salario minimo. Se ne sta parlando tanto, c'è stata anche questa apertura, diciamo, da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. Dell'altro giorno proprio la battuta del leader di Confindustria, che dice: a noi questa cosa non ci riguarda, perché tutti i nostri contratti sono sopra i 9 euro l'ora, perché era stata questa la soglia, diciamo, che era stata posta. È così, o si rischia addirittura anche poi di avere una contrattazione al contrario, come dire, no? Sì, allora proprio ieri sera è stata firmata l'ultimo accordo sulla contrattazione, sui minimi, come si dice, sul contratto minimo. 9 euro non vuol dire niente, nel senso che per come la vediamo noi e per come stiamo discutendo anche con il Ministero, deve essere compreso un po' tutto, il che vuol dire che i 9 euro, se raccolgono anche il TFR, se raccolgono il periodo di ferie, se raccolgono la 13ª, eccetera, eccetera, alla fine l'importo diventa veramente un importo basso. Per cui anche qua noi crediamo che dove c'è la contrattazione si possa agganciare il salario minimo alla filiera contrattuale e agganciare come dire, quell'importo che non può essere in qualche maniera non si può andare sotto a quell'importo però previsto dalla filiera contrattuale. Nei metalmeccanici saranno X, nei chimici saranno Y, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, abbiamo una telefonata, mi scusi, la interrompo perché sentiamo chi ci chiama da casa. Pronto, buongiorno? Sì, buongiorno. Chi parla? Sono Valerio Gianfranco del Cessaldo, in provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno anche ai suoi ospiti. Io ormai sono un pensionato da tanti anni. Sono sempre stato un fautore quando lavoravo e tutto, dicevo che praticamente, perché quando parlavo con i miei parenti che venivano dalla Germania e tutto, che secondo me sarebbe maturo, secondo me i sindacati sono passati da sindacati, poi sono andati onorevoli, anche il senatore, qualcuno anche il ministro, e praticamente io dicevo che i sindacati praticamente devono entrare nel consiglio di amministrazione sia nelle aziende pubbliche che private, vedere se le aziende sono sane, come spendono i soldi. Si immagini adesso anche sul pubblico che arriva tutta questa montagna di soldi, non c'è nessuno. Praticamente il sindacato dovrebbe tutelare tutti i lavoratori e tutto. E poi vi dico una cosa, il reddito di cittadinanza, dottoressa, era già quando io ero piccolo, esisteva già quella volta il reddito di cittadinanza, tanti anni fa. Ma la differenza da quella volta adesso che praticamente uno quando era senza lavoro, che era vari mesi, che rimaneva senza lavoro, poi erano i lavori occasionali, qui eravamo tutti agricoltori, eravamo tutti mezzadri, andavano in comuni, si presentavano in comuni, si chiamava TOT quella volta, mi ricordo come adesso si chiamava TOT,
e andavano a lavorare, era anche un sprono perché andavano a lavorare, e qualcuno poi c'erano delle imprese che andavano in cerca da queste liste e c'erano gli uffici di collocamento e trovavano la collocazione a lavoro. E poi un'altra cosa, questa è storia che è rimasta, e un'altra cosa. Poi, dottoressa, parliamo sempre a questi che danno i soldi. Ecco, per quello che voglio anche il reddito, che i sindacati siano dentro in tutte le consigli. Sa quanti anni in agricoltura prendono gli redditi di cittadinanza, dottoressa? È una vita? Perché se non ha mai si prende il reddito di cittadinanza, mette di mito prende il reddito di cittadinanza, il resto della terra in conta, ma non si parla di gente povera. Chi ha i terreni sono già proprietario, sono già richiesta, non è che l'operaio che è rimasto a casa in cassa integrazione non ha i soldi di pagare l'affitto, e per quello più un paese moderno i sindacati dovrebbero essere lì dappertutto. Buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie a lei allora per averci telefonato. Visentin, tanta carne al fuoco? Sì. La partecipazione alla gestione delle imprese, la domanda andrebbe girata alle imprese se sono d'accordo o fossero d'accordo. In qualche maniera noi proviamo a fare la nostra parte, ovviamente nei contratti e negli incontri che si fanno con le imprese. Adesso con il PNRR e i soldi che arrivano c'è l'obbligo da parte anche del pubblico di confrontarsi anche con il sindacato, ma non perché il sindacato debba decidere se va bene asfaltare una strada piuttosto che fare un marciapiede, ma per capire effettivamente le ricadute economiche e sociali che che derivano proprio dall'utilizzo di quelle risorse. Dopodiché è vero, il reddito di cittadinanza, tutti si dimenticano che soprattutto chi dice che la gente non vuole stare a casa, tutti si dimenticano che a questi percettori di reddito di cittadinanza, una volta che gli viene fatta una proposta di impiego e rifiutano per 2 volte, perdono il reddito di cittadinanza, per cui basterebbe andare agli uffici per l'impiego e chiedere quante proposte sono state fatte, quante persone sono a disposizione per riprendere a lavorare. La domanda che mi faccio: siamo proprio certi che questi datori di lavoro dopo vogliano questi lavoratori o queste persone che molto spesso, come abbiamo visto dai numeri, sono poche e sono ai margini della società per competenze, per capacità eccetera, li vogliono nelle loro imprese? E questa è un'altra domanda sicuramente. Ventura, ritornando al discorso che ci faceva prima, no? Relativamente alla precarietà, relativamente anche alle difficoltà, no? Di soprattutto i giovani, ma non solo. Il settore dei trasporti, ne accennava lei prima, soprattutto in determinati aspetti, è quello che presenta anche delle criticità, no? Sì, è abbastanza, come dire, simbolico da quel punto di vista. Quello e credo anche quello del commercio, pubblici esercizi, turismo, diciamo così. Un altro elemento, tornando al discorso della qualità della vita, riagganciandomi al discorso che faceva Mauro, ad esempio sull'utilizzo dei congedi parentali e così via, un altro elemento secondo me che impatta negativamente proprio sulla qualità di vita del lavoratore è ad esempio quello dell'orario di lavoro. Adesso ormai anche quell'aspetto lì, cioè come dire, tra la flessibilità intesa come precarietà del posto del lavoro, si è incrementata la flessibilità anche rispetto all'orario di lavoro, quindi magari io mi trovo con un lavoro più o meno stabile ma con orari di lavoro che mi cambiano di settimana in settimana. Questo, pensare magari anche a una signora che fa la commessa in un supermercato e magari non ha un compagno e ha un bambino o 2 bambini da gestire e si vede cambiato l'orario di settimana in settimana perché il supermercato una volta la chiama la mattina, una volta la chiama il pomeriggio, diventa un problema nella gestione, la chiama la domenica o i festivi, diventa effettivamente un grosso problema. E io questa estrema flessibilità degli orari la sto riscontrando ad esempio anche in molti magazzini
o anche in settori, quello che accennavo prima, un autista del trasporto pubblico locale ha questi orari così molto particolari, turnistiche esasperate, magari lì c'è anche una motivazione, perché ovviamente il trasporto è... Anzi, in realtà devo dire la verità. Aspetti un attimo, perché abbiamo un'altra chiamata, sempre. Adesso poi ritorniamo su questo, ma sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo fare una domanda al segretario. Prego. Trova giusto lei con questi cioè che ha fatto 200 euro al pensionato? Se faccio un esempio, io sono a carico di mio marito, non percepisco la pensione io, c'è solo mio marito. Un'altra famiglia, marito e moglie, tutti e due percepiscono la pensione, ricevono 200 euro la moglie e 200 euro il marito. Mio marito non è che prenda 3.000 euro al mese, ne prende 1.200. Io troverei giusto di avere fatto una cifra, perché anche se ha la moglie carico. Certo, è molto chiaro. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie signora Nadia. Allora, è abbastanza chiaro il ragionamento, perché poi alla fine magari chi ha più difficoltà riceve anche di meno. Esatto, no? Proprio per questo noi non siamo d'accordo su questo tipo di operazione. Allora, noi diciamo va bene, dacci 200 euro perché comunque sono una boccata di ossigeno, però li stai dando in maniera sbagliata. Servono delle forme strutturate e strutturali che tengano conto della situazione familiare. Ad esempio si potevano dare tenendo conto dell'ISEE e in maniera magari progressiva e modulata, tenendo conto dell'ISEE familiare, perché è chiaro che se io ho un ISEE più basso avrò più bisogno di un aiuto rispetto a chi ha un ISEE più alto. Però con questo governo non siamo riusciti a portare a casa questo tipo di risultato. Proprio per questo noi saremo in piazza il 18 di giugno a Roma, chiedendo e spiegando queste questioni, perché molto spesso chi ha un reddito alto non ci pensa a chi invece deve fare fatica e scegliere se pagare la bolletta o fare la spesa. Certo, per chiudere il discorso Ventura che stavamo facendo prima, no? Relativamente provando a sintetizzare proprio in maniera estrema, io ho l'impressione che nel momento in cui l'imprenditore ha gli elementi con cui deve, come dire, fare profitto, quello che è stato in maniera estrema compresso negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è stato quello del lavoro, e ci ritroviamo in questa situazione in cui ci si illude che un paese sia competitivo e sia come dire, un paese di imprenditori nel momento in cui ha contratti a termine, lavori in somministrazione, precarietà estrema, flessibilità estrema, tutte cose positive dal punto di vista, come dire, dell'imprenditorialità, ma nella sostanza per il paese estremamente negative e impoveriscono assolutamente il paese. Cioè, ci troviamo in un paese povero, perché se la maggioranza dei lavoratori si trova, o una gran parte dei lavoratori si trova in questa situazione, sicuramente il paese è povero. E come diceva Mauro prima, mentre parlavamo, ci si ritrova con percentuali minime di popolazione che detiene percentuali altissime del reddito nazionale. Questo dovuto anche a questo sistema. Cioè, se un paese deve crescere, cioè, sembra uno slogan, ma la realtà è questa: il paese o cresce tutto insieme, se no non cresce. Certo. Volendo, quindi, secondo me, sintetizzare, credo che questo sia il concetto. Ecco, noi ormai abbiamo terminato il nostro tempo. Allora, per concludere, venerdì a Treviso... Venerdì siamo alle scuole Stefanini con un'assemblea dei delegati e delle delegate della CGIL
per spiegare appunto le nostre ragioni per cui, e le nostre piattaforme che abbiamo presentato alle controparti del governo in preparazione della manifestazione del 18 di giugno in Piazza Navona a Roma. Partirete quindi anche da Treviso alla volta di Roma? Ovviamente sì. Bene, grazie. Allora io ringrazio Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, ed Antonio Ventura della FILT CGIL di Treviso per essere stati con noi quest'oggi. Grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Un buon pomeriggio, arrivederci.